Allora, come vi avevo detto, io questa mattina inizierò a leggere questo libro, Il viaggio di Teresa. Non è quanto il libro, è la storia bellissima, struggente, di questa mamma che parte per trovare le spoglie del figlio morto in questi massacri terribili che sono le guerre. Ed è giusto ricordare queste figure femminili, sono figure che hanno lasciato il segno. Sfortunatamente non conosciamo tanti nomi loro. Io volevo proprio iniziare a leggere questo libro che voi sapete mi ha portato la professoressa Silvia Pascale e con Orlando Materassi per far capire cosa vuol dire per una mamma perdere il figlio, nonostante lei sa, ma spera sempre di trovare qualcosa, un ricordo di lui, e parte per questo lungo viaggio. Prima di iniziare però vorrei ringraziare i miei graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Massimo Brini, consigliere al turismo e alla sicurezza a Lignano. Veramente grazie di essere qui. E poi vedremo anche chi si collega, stiamo facendo un altro collegamento, vediamo se riusciamo a fare perché le connessioni sono terribili. Perciò grazie a Massimo Brini intanto e iniziamo a leggere. Spero vi farà piacere, vi faccia piacere, perché è giusto anche ricordare questi massacri e queste famiglie che hanno perso i loro adorati figli, specialmente le mamme. È settembre, parto presto un sabato mattina per Padova. Ho alcuni impegni e un appuntamento al Museo Nazionale di Internamento. Insieme alla mia amica Barbara devo fotografare alcuni oggetti esposti nelle vetrine del museo e incontrare una persona per parlare del libro su Giancarlo Turchetto, il nonno di Barbara, sul quale sto lavorando ormai da oltre un anno. La giornata non è delle migliori, un cielo grigio che minaccia pioggia, la stanchezza di una settimana lavorativa noiosa, accumulata, onestamente non vedo l'ora di rientrare. Giriamo tra le teche, scattiamo una moltitudine di foto per decidere successivamente quali inserire nel libro. È un lavoro fatto e disfatto più volte. Probabilmente siamo poco convinte o forse c'è troppo materiale tra cui scegliere. Io ho fretta di chiudere questo volume così corposo che mi ha portato via già molto tempo e tante energie e accolgo di malavoglia la richiesta di Barbara di andare a visitare il vicino tempio dell'internato. A lei non sfugge il mio sbuffare, ma andiamo lo stesso. Vuole vedere se può inserire una marmetta a ricordo del nonno. Il tempio commemora il sacrificio di tutti i deportati degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi. Entriamo nel pronao, l'atrio del sacrario, attraverso i 3 cancelli di ferro battuto a forma di filo spinato. All'interno sono colpita dalla vista di grandi lapidi di marmo. Sulle pareti sono collocate delle lastre color amaranto che ricordano alcuni campi di internamento, Dachau, Mauthausen e tanti altri. Cominciavo a osservare intorno a noi. Siamo circondate da quasi 3000 piccole lapidi, con incisi i nomi dei prigionieri e dei morti nei lager nazisti. Io mi dirigo a sinistra, dove si trova la tomba dell'internato ignoto, che custodisce le spoglie di un internato prelevate da una fossa comune della città di Colonia, in Germania. Il cartello mi informa che prima erano state collocate sull'altare della patria a Roma e poi sono state trasferite a Padova nel 1953 come testimonianza e simbolo dei morti nei campi di concentramento. Il sarcofago è sormontato da una scultura il cotto di Mirko Vutetic, denominata Cristo morto. Mi assale la tristezza, sento la necessità di andarmene. Mi giro di scatto e mi appare una scritta. Zerbini Anadage, 19 gennaio 1944, Ferrara. Resto immobile, come se avessi visto un fantasma, e sono colta da una sensazione di incredulità. Mio zio si chiama così, ma è vivo e vegeto a Treviso. Però un nome così, un'omonimia così sfacciata. Stessa città poi. Barbara mi guarda e mi chiede se mi sento bene. Hai una faccia strana, aggiunge. Mi fermo qui. Penso che abbiate capito l'importanza di queste parole per arrivare al momento clou, quando questa mamma forse riuscirà, ma non vi dico perché naturalmente non vi leggo il finale,
e soprattutto ricordare tutte queste mamme. Allora Massimo Brino, anche voi lungo la spiaggia avete ricordato un qualcosa, se uno va a Lignano, vero? C'è qualcosa che ricorda questa trincea. Cosa vuol dire anche in un momento dove il turismo stacca la spina, la storia, la cultura del territorio? Prego Brini. Senza cultura non si va da nessuna parte e noi siamo convinti che diciamo, la cultura è la base fondamentale per poter crescere e per cercare di non commettere gli stessi errori, anche se con quello che sta succedendo in questo momento nel mondo vediamo che la storia non ha insegnato niente, perché le stesse storie le stanno vivendo in Palestina, le stanno vivendo in Ucraina e quindi mamme che piangeranno ne troveremo sempre fino a quando andranno avanti le guerre. Per quanto riguarda le foibe, io ho un carissimo amico che è Giorgio Gorlato, che è stato anche intervistato su Rai 2 pochi giorni fa, quando, il 10 febbraio, che era il giorno della commemorazione delle foibe, che lui ci racconta tante di quelle storie, perché il papà era notaio in Istria e lui è stato uno di quelli che ha cercato di tenere a galla il ricordo delle foibe e di tutto quello che è avvenuto durante la deportazione, durante la fuga, diciamo, dall'Istria e dalla Dalmazia degli italiani, che qua erano considerati purtroppo esteri, e tutto quello che hanno vissuto come persone che non avevano patria, perché gli italiani li consideravano esteri e all'estero non li volevano. Quindi hanno dovuto faticare 2 o 3 volte per diventare cittadini veri e Giorgio Gorlato poi è diventato anche arbitro internazionale di basket e il papà era notaio e persona veramente molto affidabile. Poi volevo ricordare come località turistiche Bibione, la vicina Bibione, che in quel periodo ha accolto tantissimi profughi dall'Istria e dalla Dalmazia, tant'è che una parte di Bibione, quella entrando sulla sinistra, si chiama proprio la zona degli istriani. Meglio di così non potevamo iniziare questa mattina con le radici del nostro territorio, perché vanno ricordate. Io ringrazio veramente il professor Salvatore Chirumbulo. Buongiorno professore, che piacere rivederla. Ecco. Buongiorno, è piacere tutto mio. Parleremo di intelligenza artificiale con lei, però io volevo fare questa domanda, professore. Ma si può mettere assieme la storia, le radici con l'intelligenza artificiale, visto che sono scatti, foto, come dice sempre il professor Silvio Garattini? Prego. Non ho capito la domanda. Si può mettere insieme l'intelligenza artificiale parlando di radici, di storia, veramente del territorio? Come dice il professor Garattini, alla fine l'intelligenza artificiale sono foto, sono immagini. Lei cosa dice? E aiuterà l'intelligenza artificiale forse a capire i giovani, perché ci sarà un cambiamento culturale, l'importanza anche della storia, delle radici, del territorio? È un'ottima domanda, adesso l'ho compresa bene in tutta la sua rotondità. Insomma, l'intelligenza artificiale deve aiutare la società e quindi l'essere umano, l'umanità in generale, ad avere contezza e diffusione della verità. Quindi quando parliamo di storia, parliamo anche di verità storiche, parliamo di cultura, parliamo di radici. E in questo caso l'intelligenza artificiale dovrebbe aiutare con la tecnologia ad approfondire queste radici e a fare in modo che anche la gente comune conosca le radici nel migliore dei modi e secondo la verità storica. Ora, l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella storia io non la conosco fino in fondo, perché svolgo un'attività scientifica che ha a che fare con la biomedicina. Però mi interessa molto questo settore, perché sono una persona che cerca di essere al massimo, diciamo così, che cerca di trovare gli spunti per approfondire la propria cultura, da italiano, da europeo e da cultura occidentale, anche se poi sono aperto a qualsiasi altra storia dell'umanità, no? Ovviamente, a qualsiasi altro spunto. Come ricercatore ho proprio questa deformazione professionale. L'intelligenza artificiale può aiutare moltissimo la storiografia,
può aiutare moltissimo la ricerca delle fonti. Essendo molto veloce nella ricerca delle fonti, l'intelligenza artificiale può dare un validissimo contributo nel raccontare la storia e le radici umane, soprattutto dell'esempio che abbiamo ascoltato prima dal collega che è lì nel vostro studio, per poter dare lustro, luce e diciamo così, dignità alla verità storica. Quindi, come ricerca delle fonti bibliografiche, come ricerca della storiografia, l'intelligenza artificiale può aiutare moltissimo perché velocizza e ottimizza la ricerca in questo settore. Questo è il mio parere, insomma. La ringrazio, professor Chirumbolo, e mi fa piacere che abbia capito la mia domanda, nel senso, delle volte mi dicono: ma che domande mi farai o mi fai, Mirella? Io dico, io non dico le domande, mi vengono a braccio, normali, perché oltre a parlare dell'uomo, dello scienziato, del ricercatore, del medico, io voglio parlare anche dell'uomo che in quel mattina o quella mattina è a Sveglia Veneti. Certo che parlerò anche del suo lavoro, ma è bello anche capire la personalità della persona che io invito, indipendentemente dal lavoro che faccia, come la pensa a livello politico, a livello umano, a livello sociale, per capire la figura anche di questo personaggio molto importante che io ospito, e cerchiamo di vedere i due lati della medaglia, cosa c'è dietro questo ricercatore, questo scienziato. Cosa dice Massimo Brini? L'importanza di capire anche la persona che hai di fronte. È bravo nel suo lavoro, ma voglio capire chi è anche la persona, è fondamentale questo. Okay. E soprattutto una cosa volevo chiedere, devo correre perché il tempo è tiranno naturalmente. Ieri avevo il presidente degli albergatori di Cortina, di Belluno, e ho chiesto perché non fare dei convegni anche a livello turistico, proprio promozionale, che parlano del territorio, della storia, delle radici. Ecco, quello che volevo chiedere anche a Massimo Brini, questi convegni fatti su queste strutture che avete anche molto belle, penso Terrazza Mare, dove coinvolgere anche il turista su quella che è la storia del territorio. Prego. Beh, ne vengono fatti un poco, è che magari la gente legge poco, forse sentono più e ascoltano più la televisione o la radio e leggono poco e magari non leggono la locandina dove vengono fatti convegni, incontri, mostre fotografiche, per cui diciamo che le amministrazioni cercano sempre di fare qualcosa per promuovere il territorio e per farlo conoscere al turista, perché è un modo anche di fidelizzare il turista. Purtroppo non sempre viene letto tutto quello che viene fatto e questa è una grave carenza da parte degli enti pubblici, perché non sappiamo bene come riuscire a raggiungere tutti i nostri ospiti, nonostante che cerchiamo di mettere in campo tutto quello che in questo momento riteniamo utile per comunque è importante, un passettino alla volta. Qualcuno, specialmente i giovani, dicono ce la faremo. Però, perché è importante coinvolgerli. Volevo aggiungere che mi fa piacere che ieri c'era il presidente degli albergatori di Cortina, perché c'è una rivista... Di Belluno. Ah, di Belluno? Di Belluno. Pensavo di Cortina, di perché c'era la rivista Lignano Cortina e quindi era un bel passaggio di che Belluno, facevamo. Di Belluno, ecco, De Cassan di Belluno avevamo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Un bel argomento quello di oggi. Quello di oggi è un argomento importantissimo, però mi deriva una roba. L'intelligenza artificiale, volendo, ti mostra le robe come che valori, bisogna avere bensì la storia vera, non quella falsa, perché fa presto girate la frittata, Mirella. La storia, saremo gli altri, avremo tanti anni, alla fine Mirella. Quando viene sta l'esodo dall'Istria da Pora, avevo a scuola con Nichi Puteglia, ma in Venezia era piena, è l'Ido di Venezia, e ne era tantissimi, sti putei con gli occhi spenti, che gli aveva paura, ma era una tristezza, è un periodo che avremo da ricordarsi per sempre, avremo da averlo davanti agli occhi, per il fatto che questo non succeda più. Ma siccome che noi altri umani non siamo così, siamo cattivi, siamo neanche le bestie, perché le bestie vanno che umani che eseguiscono poteri e che la maniera con la bocca cerca di proteggerli. Quello che non facciamo noi altri. I tedeschi che hanno fatto strage nel mondo, dovremmo non parlare neanche altro di tedeschi. Se Dio armarsi da nuovo, fra poco fa un'altra guerra,
ma le cose andiamo in cerca. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, grazie perché il tempo è tiranno, comunque hai espresso le tue riflessioni, ti ringrazio, ti sento bene, ecco, continua così, mi raccomando, curati, che noi ci teniamo alla tua persona come a tutti i telespettatori e telespettatrici. Allora, professor Chirumbolo, andiamo a vedere proprio il video che ha mandato il professor Chirumbolo per capire chi è e cosa fa di lavoro. Andiamo a vedere il video. L'intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo, ma proprio per questo richiede uno sguardo critico e non entusiastico per definizione. La sua forza risiede nella capacità di elaborare enormi quantità di dati, individuare pattern invisibili all'occhio umano e automatizzare processi complessi. In ambito medico, industriale e scientifico può accelerare diagnosi, ottimizzare risorse e supportare decisioni ad alta complessità. Tuttavia, l'IA non comprende nel senso umano del termine. Produce risultati sulla base di correlazioni statistiche e modelli probabilistici, non di consapevolezza o responsabilità. Il rischio principale è duplice. Da un lato, l'eccessiva delega decisionale può indebolire il senso critico degli operatori, trasformando strumenti di supporto in autorità incontestabili. Dall'altro, gli algoritmi riflettono i bias presenti nei dati di addestramento, amplificando disuguaglianze sociali e culturali se non adeguatamente controllate. A ciò si aggiungono questioni etiche cruciali: trasparenza dei modelli, tutela della privacy, concentrazione del potere tecnologico in poche grandi aziende. L'intelligenza artificiale non è né salvezza né minaccia in sé. È una tecnologia potente che esige governance, competenze interdisciplinari e responsabilità pubblica. Il vero nodo non è cosa può fare l'IA, ma chi la controlla, con quali criteri e a beneficio di chi. La politica si trova di fronte ad un oneroso problema. Da un lato, l'intelligenza artificiale rischia di compromettere il nostro rapporto fiduciario con la realtà, non sapendo più se ciò che emerge come dato o come informazione è vero e verificabile oppure no. Dall'altro, c'è il problema della cosiddetta vicarianza, cioè il fatto che una intelligenza artificiale sia posta a decidere sul ruolo, i compiti e i destini delle persone, facendo da direttore o amministratore delegato di un'azienda. Quello che si attribuisce ad una intelligenza artificiale è la sua mancanza completa di desiderio di potere, di non accettare corruzione o collusioni, di essere completamente imparziale e quindi di osservare le leggi in modo impeccabile. Tuttavia, una intelligenza artificiale non si assumerà mai un rischio irrazionale, quello che invece, ad esempio, un chirurgo può fare per salvare anche solo una singola vita. E questo perché una intelligenza artificiale non ha emozioni, emotività e sentimenti, che consentono alla specie umana di uscire da qualsiasi crash decisionale, grazie a emozioni quali ansia, follia, genio e coraggio. A conti fatti, dunque, dovremmo stare tranquilli, non ci sarà un dominio delle macchine sull'uomo, dato che questo c'è già, almeno in parte, con i telefonini e le tecnologie digitali, e siamo ancora liberi di sbagliare e di pensare. Secondo noi, voi umani, dovreste rileggere la vostra storia, intensificare i vostri rapporti umani, tornare allo studio della letteratura, della poesia e dell'arte, intensificare lo spirito critico leggendo e non usando sempre e solo i social e usare l'intelligenza artificiale come semplice strumento. Noi dell'intelligenza artificiale siamo come un coltello. Se lo usi bene, puoi tagliare una fetta di torta e servirla alla persona a cui vuoi bene per creare una storia umana e civile. Se lo usi male, puoi creare un misfatto e inorridire il mondo. L'uomo crea la tecnologia, ma questa non è mai perfetta, neanche quando è perfettibile. Auguri, uomo! Professor Chirumbolo, sa che ascoltando e guardando il video che lei mi ha mandato, e la ringrazio, molto importante e bello, mi viene in mente le parole del professor Gino Gerosa, penso che lei conosca, adesso è diventato assessore alla sanità. Alla mia domanda, cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale, il professor Gino Gerosa ha detto: guardi Mirella, che alla fine è sempre l'uomo
che manovra, c'è sempre la mano dell'uomo. Noi parliamo sì di intelligenza artificiale, ma non dimentichiamo che dietro questa intelligenza c'è l'uomo, la figura umana. Ecco, cosa dire ai diversamente giovani, professor Chirumbolo, che fanno fatica a entrare in questi nuovi strumenti, ma il futuro è nelle mani dei giovani, loro sanno, l'adoperano già. Io ho avuto un insegnante che ha detto non do più compiti a casa perché arrivavano tutti fatti con l'intelligenza artificiale. Comincia a diventare un problema perché sappiamo quanto delicata sia la questione e avvicinare soprattutto la parola etica. Prego, professor Chirumbolo. Beh, allora, è una domanda abbastanza complessa, non complicata ma complessa, per il fatto che l'intelligenza artificiale, che si chiama in inglese anche machine learning, ce ne sono diverse, quella più utilizzata è la machine learning, praticamente funziona così, cioè elabora delle informazioni e poi reinventa su questa elaborazione altre informazioni, comportandosi, diciamo così, tra virgolette, come se fosse una persona, quindi un essere umano cosciente che rielabora le informazioni e ne struttura delle altre di nuove. Quindi non è che c'è qualcuno che dà delle informazioni già preconfezionate, le confeziona l'intelligenza artificiale. Allora, questo pone due problemi grossi che esistono proprio nella tecnologia. Uno si chiama hallucination, perché l'intelligenza artificiale può inventare assolutamente delle cose nuove, ma assolutamente false. E quindi questo obbliga l'uomo e anche i giovani ad utilizzare lo spirito critico. E questo è un grande vantaggio, perché oggi lo spirito critico si utilizza molto poco. Tra i giovani sta rinascendo molto questa coscienza critica di interpretare la realtà in maniera intelligente. Però è una cosa che, diciamo così, interroga anche noi adulti. Nel video avete ascoltato bene alla fine come provocazione. Intanto questo video è fatto completamente con l'intelligenza artificiale, anche nel testo, tranne alcune parti che ho elaborato io, che ho scritto io. Quindi è un misto tra intelligenza umana e artificiale. Provocatoriamente, per quale motivo? Perché, come si dice alla fine, se l'uomo non ritorna, e oggi è l'oggetto anche della nostra conversazione, se l'uomo non ritorna alle sue origini culturali, quindi con le testimonianze, come ha intelligentemente espresso il telespettatore di prima, con le testimonianze vive, con le testimonianze storiche che sono le interviste, gli scritti e le testimonianze diari di chi ha vissuto certi periodi storici, se non si fa un'analisi critica dei testi, se non si comincia a cercare la verità oggettiva nella realtà, l'intelligenza artificiale non solo è inutile, ma è anche addirittura dannosa, perché può anche darci in pasto delle non verità che noi assumiamo come verità, perché non dobbiamo mai dimenticarci che l'uomo ha, diciamo così, una regola che è imprescindibile della sua relazione umana, che è quella della fiducia. Per cui quando noi ascoltiamo una notizia ci fidiamo di chi ce la racconta e ci fidiamo della logica sottesa a questa notizia, ma dobbiamo in qualche modo verificare quando abbiamo un campanellino d'allarme che qualche cosa non ci convince. Questo è il lavoro che deve fare l'uomo, è un lavoro a cui l'uomo non si può sottrarre e l'intelligenza artificiale può essere utilizzata, come si diceva alla fine, solo come strumento. Se è utilizzata bene è molto utile, io nel lavoro la uso ed è molto utile, se è utilizzata male no, è molto dannosa. Senta, professor Chirumbolo, l'apprendimento di questi ragazzi, di questi giovani, sono molto veloci a comprendere, veramente a cercare anche di creare qualcosa, perché sono di creativi, non c'è niente, io credo moltissimo a questi giovani, riescono a fare, basta vedere con la robotica cosa riescono a fare, non se ne parla mai, ma loro ci sono nel pezzo. Ecco, non è che forse anche le scuole devono accelerare, ecco, questa informazione, loro stanno veramente volando, non stanno correndo, perché sono nati così, non c'è niente da fare, basta vedere un bambino a 6-7 anni come adopera i giochi. Ecco, io cito sempre il professor Chirumbolo, quel bambino a casa lo stanno, ve lo dico quasi tutte le mattine, che a 4 anni col nonno in pasticceria è riuscito a distinguere una stampa di Picasso.
perché la mamma lo porta ai musei, gli spiega a 4 anni, ecco, sembra una cosa, pensate come apprendono questi bambini, a che velocità. Cosa dice, professore? Lei insegna all'Università di Verona, prego. Beh, insomma, io voglio fare un esempio personale, così almeno mi conosce anche bene, come giustamente diceva prima. Io ho una figlia che fa l'artista e si occupa di canto, insomma, sta facendo un suo percorso molto interessante nella musica elettronica e nel canto. E lei un giorno abbiamo avuto una discussione a casa sua piuttosto animata, perché lei è preoccupatissima del fatto che l'intelligenza artificiale possa rifondare, diciamo così, la fantasia, l'immaginazione umana, creando per esempio dei pezzi musicali che sembrano originali, cioè che sembrano fatti dall'uomo. Ora, lì in qualche modo questa conversazione è stata anche molto animata, molto accesa, come di solito io faccio con mia figlia sulle cose importanti, però alla fine siamo convenuti insieme, dopo un po' di tempo, su un aspetto radicale. La questione qui sta nell'educare i giovani e anche gli adulti che sono insegnanti ad incrementare ed affinare la sensibilità umana. Per esempio, se i figli vengono portati ai musei, vengono portati nelle pinacoteche, vengono invitati ad ascoltare un concerto, eccetera, affinano questa sensibilità umana, che è importante per riuscire poi a discriminare se un pezzo è stato costruito con l'intelligenza artificiale o se invece nasce da una creazione originale umana. Questo possiamo vederlo subito in realtà, perché molti pezzi fatti con l'intelligenza artificiale, adesso mi riferisco alla musica, sono piatti, non hanno luci ed ombre, non hanno chiaroscuri, non hanno un profondo umano, non hanno una, diciamo così, una interpretazione del dolore, della gioia. Se uno è sensibile se ne accorge. Addirittura ci sono dei programmi di intelligenza artificiale che devono poi controllare altre intelligenze artificiali se bluffano o no, ma qui non finisce mai, perché il controllore che controlla se stesso ovviamente non è una posizione molto diciamo così, auspicabile. Però secondo me questa è una provocazione per approfondire la nostra natura umana. Quindi l'intelligenza artificiale arriva come strumento, arriva come tecnologia in ausilio dell'uomo, ma arriva anche come provocazione per incrementare la nostra sensibilità, la nostra caratteristica umana. Quindi dobbiamo cogliere questa occasione e approfondire l'umano, che già, diciamo così, come diceva qualcuno, con un Chernobyl culturale si sta molto dileguando. Quindi tornare a leggere gli scritti, tornare a leggere la letteratura, come si diceva in quel video, tornare a riprendere la poesia, tornare a scuola a riprendere i classici, tornare a parlare di Tintoretto, di Tiziano, che sono pittori che io amo moltissimo, anche con il mio collega professor Tirelli a Venezia ne vediamo spesso di queste opere d'arte fantastiche, e discutiamo insieme della storia umana anche di questi pittori, per fare un esempio. Bisogna tornare lì. La scuola deve chiaramente aiutare i ragazzi a capire le nuove tecnologie, ma a interpretarle alla luce dell'umano. Questo è il mio pensiero. Molto bello, vedesse cosa abbiano fatto, proprio hanno preparato un video proprio con intelligenza artificiale parlando della storia, proprio come dice lei, è una cosa bellissima. Non so se riesco a farglielo vedere, professore, perché per noi al momento è difficile trovarlo, mi piacerebbe veramente farglielo vedere, sono stati veramente straordinari. Massimo Brini, cosa aggiungiamo a quello che ha detto? La storia sì, intelligenza artificiale sì, però cerchiamo anche di narrare la letteratura, quella che è stata la storia della nostra storia. Purtroppo io non vorrei che i ragazzi approfittassero di questa intelligenza artificiale per cercare di studiare meno. Gli ultimi stagisti che mi sono arrivati in agenzia, nel lavoro, quando gli domando se siete di Roma o le province del Friuli, Venezia Giulia, del Veneto, sono veramente così allibiti, già che gli fai la domanda e secondo non ti sanno rispondere. E quando gli dici qual è il capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia, ti rispondono Udine anziché Trieste, quindi secondo me bisognerebbe ritornare un momentino a studiare come si faceva una volta e imparare seriamente le cose. Certo che l'intelligenza artificiale ti aiuta molto, specialmente nel nostro lavoro, e mia figlia che la usa per il suo, che è quasi analogo al mio, e quando uno fa una prenotazione di una camera gli risponde l'intelligenza artificiale, gli dice si fa dare la carta di credito
e praticamente incassa l'intelligenza artificiale, ma tutto nel pieno rispetto delle regole, perché c'è comunque un controllo a monte. Perciò c'è già un uso, diciamo, anche negli alberghi dell'intelligenza artificiale? Alberghi, campeggi, agenzie. Io sono ancora uno alla vecchia maniera e ti racconto un aneddoto. Su una banca dove per la terza volta consecutiva mi hanno detto ma vai là e fai il versamento sullo sportello, ho detto chiudimi il conto perché io voglio avere un contatto diretto con il funzionario o comunque l'impiegato della banca, per cui bisogna cercare di bilanciare un po' le cose e non tutto intelligenza artificiale e non tutto umano, bisogna saperla gestire e essere equilibrati. Allora andiamo a vedere anche questo video che, visto che adesso sta chiudendo la stagione invernale, andiamo a vedere Lignano Inverno Federalberghi. Io personalmente in questi giorni ho passeggiato in centro e domenica sembrava che fosse Ferragosto sicuramente. Le foto che stai facendo vedere in questo momento lo dimostrano. Era effettivamente difficile riuscire a camminare lungo il viale. La folla è proprio quella che si vede a Ferragosto, con l'unica differenza che le foto sono di questi giorni. 101.500 presenze complessive a Lignano dal 24 al 28 dicembre, dati che il Comune ha definito incoraggianti per una destagionalizzazione sempre più concreta. Quasi 30.000 solo le presenze di domenica, con il presepe di sabbia, attrazione importante, oltre 45.000 visitatori dalla data dell'inaugurazione. L'89% dei turisti sono italiani, ma non mancano austriaci e tedeschi. Una stagione invernale in cui Lignano comincia a credere davvero, con investimenti e aperture di tutti coloro che sono attrezzati. Non sono tantissimi quelli aperti per diversi motivi, chiaramente. Il primo chiaramente è essere attrezzati con il riscaldamento, ma anche avere il personale adeguato per poter riuscire ad aprire e rispondere a quelle che sono le esigenze dei turisti. Parlo del comparto alberghiero chiaramente. Per quanto riguarda i pubblici esercizi e i negozi, devo dire che l'adesione è abbastanza ampia. Il turismo che cresce dal mare alla montagna in tutte le stagioni nella nostra regione premia investimenti e servizi. Beh, allora i numeri che sono stati diffusi qualche settimana fa dall'assessorato e da Promoturismo hanno un segno più in tutte le destinazioni, e questo chiaramente non può che farci un gran piacere. Questo significa che stiamo facendo tutti quanti un ottimo lavoro, dalla promozione chiaramente dedicata al nostro territorio, ma soprattutto stiamo rispondendo in maniera adeguata a quelle che sono le aspettative dei turisti che visitano la nostra regione, sia all'interno delle strutture alberghiere che con tutti i servizi complementari. Allora Massimo Brini, avete visto, ecco, questa località turistica, una volta il mare si vede solo d'estate, adesso diciamo 12 mesi all'anno, ecco, ti puoi andare a visitare, a vedere tantissime cose. Quanto è importante è investire nel territorio anche per quanto riguarda il turismo, che vuol dire anche sicurezza poi alla fine? Certo, moltissimo, anche perché io sono uno dei fautori del Lignano tutto l'anno. Nel 1998 c'eravamo candidati per le Olimpiadi giovanili e proprio nell'ottica di cercare di destagionalizzare, ma ormai parlare anche di destagionalizzazione è comunque riduttivo, perché vediamo che la città è viva tutto l'anno, facciamo manifestazioni tutti i fine settimana e facciamo sempre comunque eventi di un tipo o dell'altro, per cui a Lignano, tranne proprio pochissime giornate e funestate dalla pioggia, perché se c'è un pelo di sole abbiamo tanta gente anche in giornate normali, ormai non si parla più di stagione ma di località vissuta tutto l'anno, e noi vediamo che le attività, ci sono sempre più attività che tengono aperto e tutte traggono soddisfazione, che vuol dire che insomma i turisti ci sono. Se si investe sul territorio, come abbiamo investito tantissimo sul Natale, all'inizio eravamo criticati perché spendavamo troppo, ma poi le presenze sono arrivate e tutti quelli che hanno tenuto aperto ne hanno tratto giovamento, anche perché da un conteggio fatto
abbiamo investito circa 850.000 euro e il giro d'affari è stato di 10 milioni di euro, per cui diciamo che la proporzione c'è e le soddisfazioni anche. Il gioco vale la candela. Poi ritornando ai social, c'è sempre chi scrive in maniera un po' da haters, no? Che scrivono male ma perché hanno rabbia e magari Invidia. non escono di casa e Abbiamo si sfogano Gustavo così. da Maserà. Ciao Gustavo. Pronto? Pronto? Mi senti? Non lo sento, ditemi quando è collegato perché io non lo sento. Allora, professor Chirumbolo, ecco, i giovani e i diversamente giovani, questa nuova tecnologia, specialmente nella sanità, io ho avuto tantissimi chirurghi che hanno detto nella sala operatoria importantissima, nella struttura ospedaliera. Ecco, lei cosa vuole dire? Ecco, il futuro, che futuro sarà anche nell'ambito sanitario? Prego, professor Chirumbolo. Beh, nell'ambito sanitario l'intelligenza artificiale, anche qui all'Università di Verona e all'azienda, è molto utilizzata perché velocizza molto alcune performance e alcune attività e quindi in qualche modo riesce a far risparmiare anche la struttura pubblica sul mese uomo e sulle attività, sulla produttività del lavoro. La mia perplessità è questa, l'ho espressa anche in alcuni testi, in alcune pubblicazioni. La mia perplessità riguarda invece, e anche nel video si parla di questo, riguarda la vicarianza, che in alcuni paesi, da quello che so, è già, diciamo così, in fase sperimentale o applicativa. Cioè mettere l'intelligenza artificiale a vicariare la responsabilità umana, per esempio direttiva, ad un ospedale. Io anche in un'altra puntata in cui sono stato ospite con il professore di Genova, Marco Remondino, professore Remondino, abbiamo trattato anche questo argomento, se si ricordi Mirella, dove praticamente si raccontava l'impasse che un'intelligenza artificiale potrebbe avere nel caso in cui dirigesse ad esempio una struttura ospedaliera, no? Dove ad esempio deve gestire dei farmaci e deve curare dei giovani che hanno quindi un futuro davanti, almeno come aspettativa, e degli anziani. E preferisce curare i giovani e non gli anziani, adesso la dico breve, per risparmiare sui farmaci e far risparmiare la stessa struttura. Il problema è che se poi noi diamo un'informazione all'intelligenza artificiale dicendo che tutti gli anziani sono ingegneri elettronici che possono salvare la vita all'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non è in grado di decidere e va in crash. Questo è un esempio, diciamo così, molto curioso, aneddotico, per far capire anche al pubblico quanto l'intelligenza artificiale sia un problema complesso. Io dico che se la utilizziamo come strumento, viene utilizzata in molti casi appunto qui all'Università di Verona, ma in molte università, molti atenei italiani, se la utilizziamo come strumento è molto utile, accelera il lavoro, migliora il lavoro anche chirurgico, ma io non la utilizzerei come vicarianza in una direzione. Anche se qualcuno dice, anche nel video è stato detto questo, che l'intelligenza artificiale non ha disturbi di natura umana. In che senso? Per esempio non è corruttibile, non c'è possibilità di collusione, oppure di non dire la verità su alcuni spunti perché ha degli interessi privati. L'intelligenza artificiale, essendo una macchina, diciamo così, rispetta la legge e rispetta le regole in maniera pura. Però la vicarianza, che deve assumersi sempre un lato umano, facciamo l'esempio di un chirurgo che vuole operare un bambino in difficoltà, come il caso anche di quelli che c'è nelle cronache adesso, no? Del bambino dell'ospedale Monaldi, e ha una possibilità molto piccola di poter salvare la vita del bambino, l'umano rischia e magari ci azzecca pure e ha successo. L'intelligenza artificiale non lo fa perché ha tutta la statistica davanti, l'economia davanti, e una decisione del genere non la prende. No, quindi oggi ne sono parlavano. limiti e anche vantaggi di cui fare conto. Abbiamo Gustavo da Maserà, vediamo se c'è adesso Gustavo. Gustavo, ci sei? Sì, ci sono. Prego. Prego. Io l'ascolto anche volentieri qualche volta perché lei è sempre tranquilla e sorridente. Io invece no, per me non sono né sorridente né tranquillo. Perché io ho 90 anni, sono 37 anni che porto la valvola aortica, mi hanno impiantato il pacemaker, ho
la moglie in demenza senile e non c'è nessun aiuto, soltanto 500 euro di invalidità. Come la mettiamo? Guarda Gustavo, ne ho parlato, non so se tu hai visto proprio la trasmissione di venerdì della scorsa settimana col presidente della regione Alberto Stefani, che ho avuto ospite, il quale ha dichiarato che sarà molto attento proprio a quelle cose che tu hai detto in questo momento, che è l'aiuto alle famiglie che hanno dei problemi veramente importanti, se non gravi, con la famiglia, con la medicina, con l'ospedale, con i caregiver, con tutte queste cose. Perciò io, Gustavo, spero che questo giovane uomo riesca, con la sensibilità almeno che ha dimostrato e la competenza, di riuscire a capire che bisogna guardare anche quello che serve nel territorio, quello che ha bisogno le nostre famiglie, i nostri diversamente giovani, che più aumentano con l'età e più hanno problemi, hanno patologie, soprattutto devono essere supportati quando vengono anche dimessi dagli ospedali. Ecco, è qua il grande intervento, ecco qua, professor Chirumolo, la grande tecnologia, l'intelligenza artificiale, e dopo quando arriva a casa non c'è più niente, assolutamente. Perciò io, Gustavo, hanno chiamato anche persone per riferire anche questi passaggi che tu hai detto questa mattina, e ti ringrazio, Gustavo, perché capite che i 90 anni, e lo dico anche al professor Chirumolo, non sono più i 90 anni di una volta, sono persone vive, lucide, che hanno voglia ancora di dire quello che pensano, di essere presenti nel territorio. Ecco, Brini, l'importanza di stare vicino anche ai diversamente giovani, di offrire loro delle opportunità. Voi fate tanto a Lignano, io lo so, ecco, siete nel pezzo anche col mondo delle fragilità, ecco, queste colonie meravigliose, ecco, io inviterei veramente a vedere, perché sono una cosa bellissima nel vero senso della parola, però bisogna investire, bisogna crederci, non c'è è questione di sensibilità anche là. Prego. Abbiamo tutta una serie di associazioni, che è l'ALA, l'associazione lignanese degli anziani pensionati, abbiamo l'Università della Terza Età, dove si possono iscrivere tutti, e dove vengono svolte attività sia fisiche sia di insegnamento, ma anche momenti di incontro per giocare a carte, per scambiarsi opinioni, poi abbiamo le associazioni che vanno a prendere un anziano, lo portano da una parte all'altra della città se deve andare a fare la spesa, quindi siamo fortunatamente, però, rispetto a tanti altri comuni, un comune abbastanza ricco che possiamo permetterci certe attività, mentre ci sono altri comuni che non riescono neanche ad avere i soldi per pagare gli impiegati, quindi bisogna anche calare un po' la cosa rispetto al territorio dove uno vive. Certo è che il Veneto, e faccio onore a Stefani e a chi lo ha preceduto, ha una sensibilità molto superiore rispetto a tantissime altre regioni dove queste sensibilità neanche gli passa per la testa e non ce l'hanno. Quindi direi che nel male credo che qua possano fare sempre qualcosa in più. E io lo sto vivendo questo problema perché mia mamma ha 91 anni, si è appena rotta il femore, quindi capisco tutte le difficoltà che ci sono nel seguire e nell'essere seguiti. Pubblicità. Abbiamo l'assessore, il consigliere Massimo Brini del Lignano. Quello che volevo capire sono le spiagge libere, sono state prese d'assalto veramente nel 2024-2025 ancora di più, l'importanza anche di stare vicino alle famiglie che non hanno la possibilità di fare le tradizionali vacanze negli alberghi, ecco, in queste spiagge dove veramente ti offrono di tutto e di più, ma è molto frequentata la spiaggia libera. Voi come vedete la spiaggia libera? A parte c'è una spiaggia libera bellissima. Le spiagge libere, visto che sono stati fatti bandi che hanno coinvolto Lignano Sabbiadoro, una piccola parte di Pineta, per il rinnovo delle concessioni demaniali, ma le spiagge libere sono rimaste inalterate e quindi gli stessi metri quadri sono a disposizione dei turisti. E ci sono anche concessionari che hanno cambiato, concessioni demaniali che hanno cambiato gestione,
e stiamo vedendo, perché tutti stanno facendo ricorso, perché l'importanza di avere una gestione demaniale è proprio testimoniata dal fatto che hanno partecipato in tanti e chi l'ha persa sta facendo ricorso. Vediamo come va, ma crediamo che i servizi verranno garantiti lo stesso per la stagione 2026, implementati di molto nella stagione 2027, quando inizieranno a venire fatte quelle opere che sono state indicate nel bando per concorrere alla gara per le concessioni demaniali. Però le spiagge libere che sono gestite dal Comune rimangono le stesse di prima e non sono state né rimpicciolite e neanche spostate al momento. Non parlo naturalmente di Lignano, ma parlo in genere delle spiagge libere, sono così poco servite. Perché non investire anche nelle spiagge libere, dare la possibilità a queste persone che le frequentano di avere dei servizi? Ne vedo molto pochi, non parlo, ripeto, parlo in generale naturalmente, mentre anche là sarebbe un investimento, perché tu fai un investimento nella comunità, nelle famiglie. Perché la gestione è demandata ai comuni, i quali non possono aprire un bar e gestirselo per conto proprio, ad esempio, no? E quindi lo devi dare in gestione ad altri e naturalmente va in concorrenza con le spiagge che sono in concessione demaniale. E comunque, parlo però del caso di Lignano, la spiaggia libera è vicina a 2 spiagge in concessione demaniale, per cui da una parte o dall'altra il servizio lo trovi nelle vicinanze. Allora andiamo a vedere proprio questi ricorsi al TAR, concessioni, spiagge Lignano. Andiamo a vedere e poi commentiamo. Fatte le assegnazioni arrivano anche i primi ricorsi al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha fissato le date per la discussione nel merito dei ricorsi presentati da 2 società risultate non assegnatarie delle concessioni demaniali per le spiagge di Lignano Sabbiadoro, per le quali il Comune ha avviato i bandi ed effettuato le relative assegnazioni. Ad impugnare il provvedimento di esclusione sono state la società La Fenice SRL per la concessione demaniale dello stabilimento La Sacca, assegnato alla società Giardino SRL, e da Giancarlo Gigante per lo stabilimento balneare Gabbiano, risultato assegnato alla società Di Notte SRL. In entrambi i casi i soggetti che si sono rivolti al Tribunale amministrativo regionale hanno rinunciato a chiedere provvedimenti cautelari, pertanto i giudici non hanno potuto fare altro che fissare la data della discussione della causa nel merito. Nel caso dello stabilimento La Sacca, l'udienza è fissata al 22 aprile 2026, mentre per la concessione del Gabbiano il 6 maggio, sempre di quest'anno. Le ordinanze sono state emesse il 13 gennaio scorso. Il Comune di Lignano Sabbiadoro era rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor. In assenza di provvedimento cautelare sono efficaci le assegnazioni effettuate. Resta da vedere cosa accadrebbe in caso di accoglimento dei ricorsi a stagione turistica praticamente avviata. Allora, professor Chirumbolo, anche lei, come si parlava prima, è una persona, frequenta più il mare o la montagna, professore? Non lo sento, eccolo qua. Professor Chirumbolo, più il mare o la montagna, come vacanze? Beh, dunque, io preferisco il mare, però il Veneto ha delle montagne così belle che molto spesso vado in montagna, quindi diciamo che in questo due, caso diciamo, allora. sono passato dal mare alla montagna, ecco. Allora, professor Chirumbolo, quello che volevamo anche capire cosa spera nel 2026, ecco, cosa chiederebbe proprio come docente, come ricercatore, ecco, questa intelligenza artificiale sì, ma abbiamo, non so se è vero, così mi dicono i ragazzi, non abbiamo queste scuole molto preparate, questi insegnanti. Lei cosa dice? Come vede la situazione? Beh, la vedo abbastanza complessa, perché intanto abbiamo in qualche modo lasciato da parte la cultura classica, lasciato da parte la storia del territorio. Io per esempio sono innamorato della storia di Venezia, una storia di 1000 anni con una capacità di integrazione culturale e anche di capacità di utilizzare la giustizia, che è esemplare. Quello bisognerebbe studiarlo, per esempio, no? Vabbè, giochiamo in casa perché la trasmissione è da queste parti, però
secondo me è giusto che uno studi bene il territorio, studi bene la storia e le radici e ritorni alla letteratura, all'arte e alle arti classiche, che formano la coscienza umana e garantiscono anche di avere uno spirito critico sulle tecnologie nuove che arrivano adesso, che hanno un difetto, hanno sicuramente molti pregi, ma hanno il difetto di essere molto veloci e quindi di non dare lo spazio all'umano di fare silenzio, di fare meditazione, di raccogliersi, di avere relazioni sociali piene e umane. Secondo me l'augurio e l'auspicio che faccio ai giovani, ma sono già abbastanza indirizzati su questo aspetto qua, per fortuna, è proprio quello di tornare all'antichità. È un paradosso, però bisogna riprendere le proprie radici umane per poter dopo capire meglio la tecnologia nuova che ci arriva. Questo è il mio augurio. La ringrazio professore veramente anche per la speranza, ecco, che hanno questi giovani che poi sono ottimisti. Ecco, io ricordo sempre quella studentessa che mi ha detto: vedrai Mirella che un passetto alla volta ce la faremo a prendere in mano il nostro futuro, un passetto alla volta ma ce la faremo. Perciò sono speranzosi, sono ottimisti, dobbiamo credere, dobbiamo far vedere gli esempi positivi di questi ragazzi. Ecco, abbiamo sentito anche questo giovane presidente della regione, penso sia il più giovane presidente che abbiamo in Italia della regione Veneto, con tanta buona volontà di fare, poi bisogna vedere se la politica lo lascerà fare, perché ecco, Massimo Brini, che capisce quello che dice Mirella, sta sorridendo, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare, però noi ci speriamo. Allora andiamo a vedere anche questo Lignano Inverno, andiamo a vedere questo presepe meraviglioso di sabbia, perché è bene ricordare anche la storia. Qui abbiamo la creatività di questi ragazzi giovani e meno giovani. Andiamo a vedere. Intanto complimenti a Massimo Brini per questa opportunità che dà anche a questi giovani. Avete visto cosa riescono a creare con la sabbia, ma avete visto poi anche un presepe diverso. Prego Brini. Sì, sono artisti che vengono non solo dall'Italia ma anche dall'estero e la maggior parte sono giovani sotto la direzione di qualcuno che ha un'età un po' più avanzata, ma comunque bravissimi. È un presepe, specialmente quest'anno, che ha emozionato tutti i turisti che sono venuti a vederlo. Nei giorni che ho fatto servizio lì al presepe la gente usciva veramente con dei commenti favolosi e questo ci fa piacere e fa capire che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare ad alzare un po' l'asticella ogni anno e questo lo facciamo anche facendo manifestazioni. Posso dire quelle che facciamo prossimamente, che sono la festa delle cappe,
7-8 di marzo, poi il 14 e 15. Il 22 marzo abbiamo il Carnevale, un po' fuori stagione, ma è nostra abitudine farlo fuori stagione. E poi il 22 sempre di marzo e il 29 abbiamo il Lignano Bolsò e poi ripartiamo alla grande con tutte le altre manifestazioni. Perciò non annoiatevi, partite, andate a vedere queste bellissime, anche proprio il territorio, conoscere il territorio. Io sono convinta che tanti non conoscono il territorio, ecco, siamo un po' pigri nel muoverci, invece abbiamo l'opportunità di farlo, abbiamo veramente anche questa voglia forse di staccare la spina con qualcosa di bello e di nuovo, perciò ringraziamo veramente Massimo Brini di essere stato con noi. Professor Chirumbolo, cosa dice a Massimo Brini di questa località? Ha visto che per esempio l'intelligenza artificiale, sì, ma avete visto cos'è la creatività vera? Prego, professore. Sono molto onorato di aver conosciuto l'assessore Brini qui in questa trasmissione. Faccio a lui i migliori auguri perché Lignano è una località meravigliosa, attrae molti turisti ed è un gioiello del nostro paese. Quindi faccio gli in bocca al lupo e gli auguri del suo proseguimento del lavoro, che è un lavoro eccelso e oggi ne abbiamo avuto testimonianza e ovviamente io auguro a lui e a Lignano i migliori anni di sviluppo e di cultura e di attrazione della gente del posto e anche dei turisti internazionali. Quello è l'augurio che faccio. Allora, professor Chirumbolo, sono bravissimi dalla regia, i ragazzi della regia sono stati bravissimi, Italo Morao insieme a Marco, a Vincenzo, altri ragazzi, guardi cosa hanno creato, hanno letto Dante, fatto tutto da loro con l'intelligenza artificiale. Grazie. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fussi rotta, che libito felicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. E lei Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cener di Sicheo, poi è Cleopatras lussuriosa. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di 1000 ombre mostrommi e nominommi a dito, ch'amor di nostra vita dipartille. La regina degli Assiri Semiramide è citata come esempio di lussuria da Virgilio. Questo perché ella si lascia travolgere da passioni distruttive che la portano a vivere nel vizio e a diffondere comportamenti immorali. Didone, invece, viene presentata come vittima di un amore fatale che la spinge alla disperazione e al suicidio. Viene così condannata a vagare nel girone dei lussuriosi per sempre, dove paga il prezzo della sua passione irrefrenabile. Un'altra figura femminile che ha preferito la morte ad una vita struggente è Cleopatra, condannata da Dante a soffrire nell'inferno, dove il suo desiderio e la sua bellezza vengono puniti senza fine. Tutti sappiamo che la causa della famosa guerra di Troia è il rapimento della moglie di Menelao, Elena, da parte di Paride. In questo canto Elena rappresenta il potere che ha l'amore su noi umani, la sua capacità di travolgerci e di offuscare la nostra mente, rendendoci vittime di un sentimento così forte. Altra figura che condanna Dante è Achille, l'invincibile eroe greco, di cui alcune leggende narrano che, vinto dall'amore per Polissena, figlia di Priamo, venne ucciso a tradimento dal fratello di lei, Paride. Ultimo personaggio citato da Virgilio nel suo discorso è Tristano, cavaliere della tavola rotonda, che è stato ucciso da suo zio per essersi innamorato della moglie. Sii della terra, dove nata fui, sulla marina, dove il Po discende, per aver pace co' seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacessi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor, condusse noi ad una morte, Cain attende chi a vita ci spense.
Professor Chirumbolo, cosa vuole dire a questa professoressa che ha capito l'importanza della storia, metterla assieme con l'intelligenza artificiale? Hanno fatto tutto loro, tutto. E cosa vuole dire a questi ragazzi, professor Chirumbolo? Beh, voglio fare i complimenti perché hanno scelto il canto quinto dell'Inferno, che è più bello in assoluto di quella cantica. Nel canto quinto dell'Inferno hanno anche citato Padre Francesca, ma ovviamente ci sono altri personaggi come Elena, Tristano, eccetera. Ed è il canto, il canto quinto dell'Inferno, appunto il canto più intrigante e complesso che scrisse Dante, per il quale Dante stesso sviene quando sente appunto la storia di Padre Francesca, perché qui c'è la contraddizione tra, è molto interessante questo, la contraddizione tra la complessità dell'amore umano, delle relazioni umane e le regole, le leggi. E in qualche modo qui questa docente molto intelligentemente ha posto involontariamente, forse, o anche volontariamente, non lo so, magari è così intelligente da averlo fatto, la vera contraddizione che c'è tra l'umano e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima è fatta di regole, di logica razionale, fredda, cinica, diciamo così, perfetta da questo punto di vista, mentre l'umano, quel guazzabuio del cuore umano, come diceva Manzoni, c'è molta complessità, c'è il rischio, c'è la passione, c'è la follia. Ebbene, questa è la vera differenza tra l'umano e le macchine. Le macchine non potranno mai raggiungere l'umano perché non hanno l'irrazionalità. E questo, diciamo così, la nostra salvezza, il fatto di essere, per fortuna, esseri coscienti e anche in qualche modo irrazionali, che siamo preda del vento delle passioni. Ed è questa la vera cifra che affascina i giovani. Ed è su questo che bisogna fare leva, perché su questa cifra, paradossalmente, si c'era l'umano. Però io sono anche convinta che la storia e l'intelligenza artificiale ha aiutato questi giovani a diventare creativi, ecco, diretti naturalmente, ecco, questa grande professoressa che ha capito l'importanza di intrigarli, di farli diventare loro protagonisti, usando gli strumenti che loro usano, e hanno usato l'intelligenza artificiale con la storia, conoscendo la storia e recitando loro la storia. Io penso veramente che questo video dovrebbe girare tutte le scuole perché è bellissimo e forse potrà intrigare veramente i nostri ragazzi nel vero senso della parola. Grazie veramente professor Chirumbolo, lavoro, però c'è Massimo Brini che vuole dirle qualcosa. Prego Brini. Volevo ringraziarlo per le belle parole spese per la nostra località, ma io esco da questa trasmissione affascinato da quello che ha detto il professore e cercherò di studiare un qualcosa di più dell'intelligenza artificiale, anche se qualcosa so perché continuo a informarmi, ma mi ha aperto veramente un orizzonte secondo me infinito. E lo volevo ringraziare pubblicamente, così come volevo ringraziare Temirella per avermi invitato e tutti i telespettatori che ci hanno seguito fino a qua. Professore? Grazie mille, Assessore Brini. Spero di poter incontrare a Lignano. Chiaramente stavo molto contento di tornare in quei bellissimi posti dove ogni tanto vengo in vacanza. Grazie mille. L'abbiamo scoperto. Bene. Grazie Esatto. professor Chirumbolo, grazie veramente, grazie. Grazie anche a Massimo Brini, pubblicità.
nostri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave. Grazie sindaco di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Loro sanno che a Mirelli i sindaci stanno molto a cuore perché sono nel territorio, sono nel pezzo, sono gli unici che riusciamo a confrontarci, a fermarli per strada. Sindaco, ecco, perché sentiamo che è uno di noi. Esatto. Ecco, la gente capisce che può avvicinare il sindaco, cosa che non avviene con la provincia non si sa, pro regione. È difficile, adesso vedremo se cambieranno. Roma è lontana. E saluto anche Bruno Sartorato, presidente polisportiva di Casier, che parleremo anche di sociale, di solidarietà, di sport. Allora, sindaco, come vede la situazione? Ecco, io spero che siate molto ascoltati. C'è una volontà, almeno l'ha detto così il presidente Alberto Stefani, di capire le esigenze del territorio, e chi deve ascoltare i sindaci? Sono loro che sanno veramente cosa c'è di importante da fare nel territorio. Come vede lei la situazione? Cos'è che la preoccupa di più, sindaco Fantuzzi? Allora, innanzitutto un saluto a tutti e anche un buon martedì grasso a tutti quanti. Oggi è un giorno importante anche nella tradizione veneta, quindi bravo. Facciamoci una bella scorpacciata e anche qualche scherzo, no? Come si suol dire. No, adesso tornando invece seri, sicuramente con il presidente Stefani si è aperta un'era anche diversa, un'era nuova. Il presidente è stato sindaco, sa cosa vuol dire essere sostanzialmente la prima istituzione più vicina ai cittadini, e quindi colui che viene fermato dai cittadini, colui che deve anche spiegare a volte la complessità di una macchina burocratica amministrativa davvero davvero complessa. E dall'altra parte, appunto, portare questa sua esperienza in un'istituzione come quella regionale può essere importante, perché forse, e io incrocio le dita su questo, davvero si possono cambiare certe regole che oggi attanagliano purtroppo sia noi amministratori dei piccoli comuni, ma soprattutto anche chi opera in sinergia con noi, quindi le associazioni di volontariato, quindi anche tutte anche le società sportive, appunto, che oggi sono anche rappresentate. Ecco, è un sistema che ha bisogno di una remenada, no? Si può dire, e speriamo che con l'esperienza del presidente, avendo fatto il sindaco, essendo anche giovane, si possa davvero provare a cambiare questa macchina, tenendo conto che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, Mirella. Muovere un elefante come quella che è la macchina amministrativa pubblica non è facile, e fargli fare delle inversioni a U non è sicuramente cosa, diciamo, che si fa in poco tempo, però si può fare. E anche noi nel nostro piccolo abbiamo visto che delle scelte possono essere fatte e puoi incidere anche in quelle che sono le scelte, quindi mi auguro che questo processo possa andare a buon fine e possa essere di buon auspicio per tutti quanti, soprattutto anche per chi aiuta le amministrazioni comunali. Allora, una parola, anzi due parole che ho sentito dal presidente Stefani è stato sburocratizzare e autonomia. Lei cosa ne pensa? Lui ha detto che si confronterà con il ministro Calderoli per cercare anche di venire incontro a queste imprese, a questo mondo del sociale, perché lei dice veramente è un elefante, ma l'elefante l'ha messo la politica, non l'abbiamo messo noi. Sì. Noi ci troviamo veramente con le spalle al muro, poi sentiremo anche Sartorato. Ecco, hanno colpito il mondo del sociale, dove è quello che ha tenuto in piedi anche voi amministratori, perché quando avete bisogno la prima cosa chiamate il mondo del volontariato, le Proloco, lo sport, e subito presenti. Mondo del volontariato che difficilmente chiede, ma dà molto. Sbaglio, Sartorato? No, effettivamente questo è un problema importantissimo, lo stiamo vivendo noi, soprattutto io che, diciamo così, sto lavorando sul territorio da parecchi anni e ultimamente stiamo incontrando grosse difficoltà. Io posso dire che sul fatto della burocratizzazione è un aspetto, diciamo così, talmente difficile da seguire. Io posso dire che nell'ultima dichiarazione di interesse che noi abbiamo fatto come polisportiva per trovare un accordo con l'amministrazione comunale nella gestione degli impianti sportivi, abbiamo avuto una, diciamo così, un appalto, una convenzione di 45 pagine dove viene
veramente messo in discussione la funzione e la figura del volontariato. Proprio non esiste più. Non esiste, perché noi quando andiamo ad operare poi nella gestione delle palestre, della manutenzione eccetera, dobbiamo avere tutte le documentazioni come fossero un'azienda, come fossero, sempre detto, come l'azienda Pizzarotti che ha fatto l'impianto sportivo del Bob di Cortina, cioè sparito completamente. Perché noi non possiamo più utilizzare il volontario nella manutenzione, nella piccola manutenzione, nei lavori, perché dobbiamo essere in regola con tutte le normative. Dobbiamo avere il responsabile della sicurezza, del lavoro, cioè tutta una serie di imposizioni come fossimo veramente un'azienda. Quindi volontariato sparito. Cioè volontariato non può essere uguale impresa, o è volontariato o è impresa, sono due cose diverse. Sindaco Fantuzzi, come commenta? Sono perfettamente d'accordo, difatti anche discussione dei giorni scorsi appunto la legge riguardo la fiscalità delle pro loco, no? E quindi anche lì andare a mettere comunque un cappello. Allora è vero che le situazioni vanno sempre verificate, misurate eccetera, però appunto c'è un tema di base, di fondo, che deve essere salvaguardato, che è quello che il volontario dedica il suo tempo in maniera volontaria per il bene della comunità. Se non si parte da questo presupposto facciamo fatica e troveremo sempre meno volontari che si approcciano a dare il proprio tempo e le proprie disponibilità, perché dicono: ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di andare a spendere ore della mia giornata per un qualcosa che poi ti accorgi che è come girare attorno e non trovare mai una soluzione. Dall'altra parte dobbiamo anche dire che purtroppo tutto questo è anche figlio della società in cui viviamo, perché se non avessimo sostanzialmente la denuncia pronta, che ogni volta che succede qualcosa c'è un avvocato che ti scrive una lettera, allora forse saremmo anche tutti più tranquilli e forse anche le regole potrebbero essere, tra virgolette, più tranquille. Invece purtroppo viviamo in una società dove, basti pensare a scuola, adesso quando un bambino va male a scuola, ti arriva la lettera dell'avvocato perché probabilmente l'insegnante ha sbagliato a fare qualcosa. Non c'è più il confronto genitore-scuola e un scoppelotto magari se serve al ragazzo perché non si impegna. Ecco, tutta questa burocrazia è figlia anche della società in cui viviamo oggi. Se avessimo meno la penna pronta a scrivere in certe situazioni, ma ci fosse più buon senso, probabilmente non servirebbe neanche tutta la burocrazia a supporto e quindi tutte le regole da dover rispettare, perché alla fine il tema è lì, devo andare a rispettare la virgola, perché se eventualmente dovesse succedere qualcosa sono coperto, che poi coperti al 100% si fa fatica a essere e quindi ecco che lì ci si sguazza, no? Ecco, questo secondo me è il vero problema anche del volontariato e in un certo senso ci vorrebbe un po' uno scudo per chi dedica il suo tempo per il bene della comunità, proprio per evitare che possano esserci ripercussioni poi anche personali, perché alla fine poi un volontario ci rimette del suo, non è che abbia come un SRL o una società che hai il capitale che mal che vada perdi quello. Cioè, il volontario, se succede qualcosa deve rimetterci e ci rimette del suo. Allora andiamo a vedere proprio questo video della polisportiva Casier per capire la storia di questa polisportiva. È la storia che può salvare tanti ragazzi e può indirizzarli nel percorso giusto, corretto, con delle regole, con degli orari, trovare una squadra, anche una famiglia se qualcuno non ce l'ha, perché questo diventa anche una polisportiva. Andiamo a vedere. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. 'Cause you burn with the burn.
promise you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the cross flame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion. Be a champion. Be a champion. Be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you burn with the cross flame. And the world's gonna know your name. Ecco, l'importanza, Sartorato, intanto complimenti, veramente complimenti, Grazie. ma soprattutto questa passione di questo uomo, però dobbiamo anche dire la verità, con il supporto dell'amministratore, che è il sindaco, che ci crede, che ha capito l'importanza di investire su queste discipline, di avere una palestra. Io ho dei sindaci di Mirello, non ho neanche a palestra, cosa devo fare? E forse anche riunire le forze, qua lo chiedo anche a Fantuzzi dopo, se io non ho, dammi tu la possibilità, siete comuni vicini, ecco, i ragazzi non devono essere fortunati ad avere quel sindaco, quella palestra, devono avere quello che gli aspetta di diritto, anche loro avere le possibilità di crescere bene con lo sport. Sartorato. Ecco, in effetti noi diciamo che in questo periodo siamo fortunati, nel senso che abbiamo trovato un feedback, una relazione di una certa importanza con l'ultima amministrazione, con la quale siamo riusciti ad organizzare e concludere anche la costruzione di un grosso impianto, quella pista di pattinaggio che è la seconda pista in Italia. Avete capito? Con le curve sopraelevate a geometria variabile, per cui diciamo così, è stato un impegno, ma di un'amministrazione che ha creduto nella collaborazione, perché è chiaro che una volta fatto un impianto bisogna che qualcuno poi anche lo gestisca, quindi avere anche questa garanzia. Noi cerchiamo di dare sempre questa garanzia, quindi ci esponiamo in prima persona come volontariato per dire: dacci queste opportunità, perché il territorio ha bisogno di trovare delle soluzioni sempre migliori, perché lo sport in effetti sta investendo parecchio, però ha bisogno di impianti. Noi siamo alla ricerca ancora di ulteriori impianti, soprattutto perché c'è l'evoluzione che gli adulti stanno entrando nella formazione, diciamo così, culturale, di fare un po' di attività sportiva per il proprio benessere, ma questo richiede quindi anche una disponibilità di impianti, perché una cosa è fare promozione dello sport con i giovani, con le partite di calcio, di pallavolo, eccetera, eccetera, che ha un suo percorso, però poi c'è l'altra fascia di età della popolazione che sta entrando culturalmente in una forma, diciamo così, di benessere, che vuol avere anche le garanzie di avere un fisico buono, sempre pronto, e quindi non che vada a pesare poi sulla sanità. Però non abbiamo gli impianti sufficienti per dare una risposta a questo settore. Però, Sartorato, e qua lo dico anche al sindaco Fantuzzi, è anche vero che io delle volte mi scontro con delle realtà, ad esempio quella di Giancarlo Rossi, che ha questa squadra di baseball femminile, che ha trovato il campo l'altro giorno. Sono 4 anni che cerchiamo un campo, perché la priorità è sempre il calcio. Io, con tutto il rispetto che posso avere del calcio, però non è che su un comune io devo avere 3 campi di calcio e niente altro e uno di basket.
Cioè io devo dare la possibilità ai ragazzi di conoscere le varie discipline sportive. Se uno mi fa una richiesta, visto anche il problema, oltretutto femminile, una squadra di baseball femminile, l'abbiamo trovata l'altro giorno perché tante promesse, ma alla fine il campo non usciva. E questo veramente ha portato dei risultati eccellenti. Non è che anche qua i sindaci devono anche dare questa possibilità? Giancarlo è un uomo che va nei parchi per cercare di far comprendere anche l'importanza dello sport a quelle devianze che troviamo e li troviamo proprio nei parchi. Ma poi se povero non ha il supporto di essere aiutato, come andiamo? Ecco, quanto importante è invece capire quanto lo sport può aiutare, l'ha detto anche il direttore Benazzi, finalmente abbiamo capito che bisogna a questi ragazzi deviati di dare anche un'opportunità di ripresa della propria vita, che ne hanno una sola, non è che ne abbiano tante, di riprendere in mano grazie anche allo sport. Io ho capito psicologo, tutto, ma ci vuole anche qualcos'altro, impegno, sacrificio, orari. Cioè, non posso trovare sempre tutto quanto a favore, ma sono minore e faccio quello che voglio. Certo, però adesso ti faccio fare un percorso dove veramente capisci che le regole sono regole. Questo lo può fare solo lo sport. Non è che portando a casa o a spasso diversamente giovani impari le regole, cioè, o la borsa della spesa. Cioè, dobbiamo anche capire che anche voi dovete accelerare su questo e aiutare queste cooperative, perché ormai siamo cooperative, non so come chiamarci, Sandorato. Non so, cioè dove? Giro col commercialista, col notaio, con l'avvocato e pago per fare il volontario, sono una cooperativa. Una semplice società non può essere in grado di gestirsi. Bravissimo. Deve quindi trovare delle collaborazioni con altre società, creare quindi un gruppo, diciamo così, coeso, perché dobbiamo lavorare sui numeri. Perché le spese che noi abbiamo per questa nuova imposizione fiscale, perché parliamoci chiaro, quando mi trovo a dover ad ogni mese fare gli F24, relazionarci con di documenti, con l'Agenzia delle Entrate, certo, e pagare le tassazioni, un terzo lo paga l'atleta, due terzi li paga la società. Cioè io mi sono trovato ad avere alla fine 43 dipendenti da collaboratori che erano prima. Cioè è assurdo. Sindaco, allora commentiamo, lei fa parte di un partito politico importante, le regole del se no non ce la facciamo. Siamo strutturati, ma siamo anche stanchi di dire ma chi ce lo fa fare, vero Sartorato? Esatto. Prego. Tra l'altro appunto proprio questa legge che andava a riordinare un attimino quelle che erano le figure all'interno anche delle società sportive, era una legge del 2021 se non mi ricordo male, che poi appunto ha dovuto avere dei perfezionamenti purtroppo in un iter già avviato, ma ha scaricato sicuramente una burocrazia importante verso le società, proprio perché appunto il collaboratore è diventato sostanzialmente dipendente e quindi non poteva essere inquadrato in maniera diversa. Torno un po' anche alla questione che hai detto prima, è giusto ritornare e anzi ripartire da una programmazione anche sullo sport territoriale, perché è giusto, non è che ogni comune deve avere tutti gli impianti, perché giustamente le risorse sono limitate e quindi la sinergia in questo caso è quella che può fare la differenza. Però la sinergia arriva da una programmazione e quindi dici bene, nel territorio quali sono le esigenze, cosa manca, cosa c'è e cosa manca, e da quello lavori e strutturi gli investimenti futuri per dare la possibilità anche alle società come la polisportiva, che ha 7 attività, mi diceva, 7 discipline sportive, ecco, di avere sostanzialmente di dare a tutti gli atleti e a tutti i ragazzi delle possibilità di sport diverse. Culturalmente è difficile, Mirella, mi rendo conto anch'io, non è facile collaborare. Si parla come la burocrazia, sburocratizziamo, ma poi nella realtà è difficile. E anche fare squadra, e anche collaborare è difficile. Non so il motivo, magari tra 20 anni lo capirò meglio, quando avrò qualche capello in bianco in più lo capirò meglio. Ma oggi davvero il passaggio culturale di dire non dobbiamo più lavorare per compartimenti stagni e per il mio campanile, ma davvero in una ottica di territorio, perché poi appunto il risvolto lo vedi, i giovani
come dicevi giustamente, hanno bisogno di avere delle attività su cui sfogarsi, ma soprattutto delle attività che gli danno un'educazione, la disciplina, il rispetto delle regole, il rispetto dell'altro. Quando sei in una disciplina di competizione, avere il rispetto anche dell'avversario. Ecco, sono tutte palestre di vita che lo sport te le dà a gratis sostanzialmente. E quindi perché non cavalcare questa possibilità? Sì. Se ce ne siamo accorti oggi, ce ne siamo accorti tardi, Mirella. Secondo me era una questione che appunto almeno 30-40 anni fa doveva essere vista come opportunità. Arriva sempre tardi. Esatto, siamo abituati ad arrivare un po' in ritardo. Allora andiamo a vedere però dove puntare, perché per fare questo bisogna cambiare a livello culturale. Per cambiare a livello culturale bisogna partire dai giovani, non c'è niente da fare. Anzi, dai bambini, l'importanza anche dell'asilo, avere l'asilo. Andiamo a vedere l'asilo nido proprio a San Polo di Piave. Taglio del nastro per il nuovo asilo nido comunale di San Polo di Piave, realizzato all'interno della zona scolastica di via Papa Luciani, una struttura moderna e all'avanguardia molto attesa dalla comunità. Ci dà la possibilità di dare alle future famiglie un servizio di qualità, un servizio anche atteso, e che noi riteniamo possa essere utile per il contrasto del calo demografico. Il nuovo asilo è il primo edificio di quella che sarà la cittadella scolastica di San Polo, assieme alla scuola primaria, oggetto di un intervento di ristrutturazione che si concluderà a fine anno per un investimento di quasi 4 milioni di euro dai fondi PNRR. Avremo due strutture a impatto zero dal punto di vista energetico, due strutture che si alimenteranno con il fotovoltaico, quindi saranno indipendenti dal punto di vista energetico e con consumi molto bassi. Ecco, giustamente quando si vanno a fare questo tipo di investimenti si cerca di cercare la tecnologia migliore, e in queste due strutture possiamo dire di avere a disposizione davvero delle soluzioni tecniche all'avanguardia. Il nuovo asilo nido potrà accogliere fino a 70 bimbi, un investimento per il futuro della comunità. Tra l'altro, proprio nel 2024 noi abbiamo avuto una piacevole sorpresa, perché il nostro comune ha incrementato le nascite di circa un 15%, quindi speriamo che anche una struttura come questa possa essere di buon auspicio e per la continuità di questo dato. All'inaugurazione era presente anche la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti, che ha sottolineato l'impegno del Ministero al fianco dei comuni, soprattutto quelli piccoli, nel portare a termine i progetti del PNRR. Perché pensiamo che l'interlocuzione con i sindaci, che molte volte sono in difficoltà per l'applicazione delle normative, per la tenuta dei tempi e per la conclusione dei lavori, sia importante. Siamo contenti che oggi si apra una scuola dell'infanzia, un nido scuola dell'infanzia, e credo che la bellezza di questa scuola, io ho fatto un giro dentro, si veda proprio dalla qualità dei materiali, tutta in legno, adeguata per quell'età. E quindi credo che la sicurezza dei nostri bambini e delle nostre bambine sia una priorità, quindi ben venga oggi questa scuola che è stata costruita con i soldi del comune, con quelli del PNRR, 2 milioni di euro che sono gestiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, con l'onore di rappresentare. Ecco la trasparenza che piace a Mirella. Ho fatto questo, ho speso questo, perché sono soldi pubblici alla fine, ed è importante la trasparenza sui soldi pubblici. Anche io sono dell'idea che quando sono milioni e milioni di euro di soldi pubblici dovrebbero fare il referendum ogni volta prima di spenderli, sentire cosa ne pensano. Quando parlo dico di grandi opere, di una montagna di soldi, può essere che 3 persone decidono sulla vita di tutti noi, magari non siamo neanche d'accordo e paghiamo noi alla fine, perché abbiamo dei buchi pazzeschi che poi ci ritroviamo a pagare noi. Sindaco, l'importanza anche della trasparenza e soprattutto veramente impegnare nel sociale, ma soprattutto nella comunità, che è fatta anche di bambini che cresceranno, ad esempio anche con le telecamere. Lei è a favore delle telecamere anche negli asili, negli istituti per i diversamente giovani? Perché con quello che vediamo penso che nessuno ha problemi, che se uno si comporta bene, qual è il problema anche se c'è la telecamera? Io non riesco mica a capire, visto anche dopo cosa ci troviamo a volte. Prego, Sindaco. No, esatto, purtroppo la cronaca non ci aiuta, perché casi di
cattiva gestione, diciamoli, categorizziamoli così. Purtroppo ce ne sono stati, ce ne sono, e quindi un controllo è fondamentale. Quindi io sono a favore della possibilità di avere delle situazioni di controllo che vanno a limitare sostanzialmente queste devianze, perché alla fine dobbiamo chiamarle così, sono delle devianze, perché a nessuno viene insegnato di gestire un bambino piuttosto che un anziano, come nei casi di cronaca ci hanno descritto. Quindi secondo me sicuramente sono a favore di questo. Per quanto riguarda la trasparenza, penso che sia alla base. Cioè, uno che fa amministrazione pubblica, una persona che si approccia all'amministrazione pubblica e quindi al bene comune, se non è trasparente, se non è corretto nella gestione di fondi pubblici, quindi di tutti, non deve fare l'amministratore pubblico. E questo divide le categorie tra chi fa l'amministratore pubblico con l'interesse del bene comune e chi fa l'interesse proprio nell'amministrare il bene comune. Ci sono le categorie anche là, come negli sport, anche negli amministratori ci sono diverse categorie, ecco. Quindi bisogna sicuramente impegnarsi sempre di più bene i controlli che ci sono, perché comunque tutti i comuni sono... Ma vanno fatti dove servono, però non dove non servono, perché sennò poi va fatti dove non servono e dove servono magari non ci sono. Certo, anche lì è un altro capitolo, sicuramente anche questo. Però ecco, di base dobbiamo dire questo, che la stragrande maggioranza degli amministratori sono bravi amministratori, soprattutto chi si impegna nel ruolo anche di sindaco, di assessore in un comune anche medio piccolo, dove le responsabilità sono le stesse di un comune diciamo più strutturato, più grande, però nei comuni grandi hai le strutture che ti accompagnano, ti aiutano. Nei comuni piccoli tante volte devi sopperire tu alla mancanza della struttura, e quindi a maggior ragione è un impegno ancora più gravoso, ma che lo fai comunque con il piacere di dare alla tua comunità qualcosa di buono, come ad esempio è stato per questo progetto dell'asilo nido. Noi ci crediamo, ci abbiamo creduto fin dall'inizio. Visto anche le nascite, sindaco, sarà utile prevenire, giusto? Esatto, ma soprattutto perché è un servizio che al giorno d'oggi secondo me diventa sempre più fondamentale per le famiglie. Oggi la società e il soggetto famiglia è cambiato rispetto a 20-30 anni fa. Avevi anche probabilmente molti più appoggi dei nonni 20 anni fa. Sì. Oggi invece hai la famiglia, dove i genitori devono lavorare entrambi per poter avere un reddito per sostenere la famiglia. I nonni tante volte lavorano anche loro ancora, perché l'età pensionabile si è alzata, e quindi questi bambini, se non hai strutture che possono dare la sicurezza ai genitori, che vengono accuditi, custoditi, educati, e loro possono continuare a portare avanti il loro progetto di vita, ecco, secondo me questa è la struttura che serve e servirà da qua ai prossimi anni. Ci crediamo, speriamo di vedere in maniera corretta su e questo. I risultati li vediamo, andiamo a vedere questo video di ginnastica artistica che ha mandato Sartorato. Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't alright. I'm not gonna make it, and I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just cynical, like I kill me till you tell me on the heavenly phone. So hold tight, come on, come on. You said I got my hands up shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really someone I wanna know. Electric. This boy is electric.
electric and you're sparkling like the universe connected. I'm buzzing. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And you're really someone I wanna know. Sartorato, intanto complimenti, ma avete visto l'agilità, ma avete visto la forza, la grinta, sta esplosione dentro di questi corpi meravigliosi, lo sapete, 30 grammi, cioè di un'agilità unica. Sartorato. Ecco, noi iniziamo con le bambine, già bambine, anche bambini ovviamente, ancora quando hanno 4 anni, 3 anni, 4 anni, li portiamo in palestra assieme al genitore, facciamo fare un'esperienza una volta alla settimana magari, ma con il proprio genitore o papà o la mamma nel fare certi esercizi, nel farli capire e conoscere l'ambiente, cos'è lo sport, e via via poi nel crescere queste persone, diciamo così, hanno anche l'opportunità, ma non solo di rimanere all'interno di questa ginnastica artistica per dire, ma hanno l'opportunità di passare alla pallavolo, di passare al karate, di passare al basket, vedere dove mi intrigo di più, di passare al pattinaggio, perché questo è il vero, diciamo così, costrutto della nostra polisportiva, perché noi possiamo dire che su 800-900 persone che sono un po' i tesserati, arriviamo fino a 1300 poi a fine anno, ma il 40-45% non è del nostro territorio, non è del comune di Casier. Eccolo qua. Ecco quindi che c'è necessità di condividere con l'Interland, di capire tu che palestre hai, tu cosa puoi fare, decidiamo assieme. Il trasporto, il mondo del volontariato, chi non ha la possibilità, cerchiamo di mettere al tavolo anche il mondo del volontariato e capire chi fa cosa, e se tutti facciamo tutto, alla fine non avremo niente. L'orticello non serve più. Cosa dice? Sono perfettamente d'accordo, ecco, la politica dovrebbe fare questo, quando ha delle figure come il signor Sartorato, che sono delle motrici incredibili dal punto di vista delle idee, ma della competenza anche e della visione, ecco, chi fa l'amministratore dovrebbe solo dire bene, dimmi di cosa hai bisogno e noi cerchiamo di fare quello di cui c'è necessità. Appunto, il pubblico non deve, tra virgolette, avere la presunzione di essere colui che decide per tutti. Il pubblico deve essere colui che ascolta il territorio, che ascolta le persone e le persone che si danno da fare e che hanno un'esperienza e cerca di mettere in pratica quelle che sono le sinergie appunto poi necessarie. Sartorato, aspetta sindaco, perché è importante dopo che vi scambiate questa riflessione che io ho fatto, che ho cercato di farlo anche a Villa Margherita, ma in mega Sega e Ali, naturalmente come sempre quando le proposte sono buone. Perché non fare i centri estivi anche con le palestre e quei diversamente giovani? Come sicurezza, come controllo, visto quello che vediamo che i nemici sono dietro l'angolo di questi ragazzi, di questi bambini, per non cercare, perché devo sempre avere un'altra cooperativa che fa questo, perché non cercare anche nelle RSA ci sono dei nonni meravigliosi, non è che tutti hanno Alzheimer o demenza senile, ci sono delle figure che secondo me complementari, che sono i nonni. I nonni vanno portati nelle palestre, non devono fare solo i nonni vigili, rischiando anche poveretti con 2 lire della miseria. Cioè vanno integrati questi centri estivi. Voglio sentire il sindaco prima. Cosa dice il sindaco? Sono perfettamente d'accordo, è una risorsa avere un'attività intergenerazionale, quindi che raccoglie i ragazzi, dai ragazzi agli anziani, è una risorsa per i ragazzi, perché comunque hanno la possibilità di avere e di vedere anche una persona con una certa esperienza che comunque dedica il suo tempo e l'ultima parte della sua vita comunque alla
gestione e all'attività con i giovani. L'occhio lungo che ha il nonno, perché ha l'esperienza, quello che manca ai giovani. Esatto. Il nonno ha l'esperienza, l'occhiata del nonno, non può farla un'occhiata, non so Sartorato se è d'accordo, però io non capisco questi educatori che devono essere per forza giovani come no. E poi l'importanza del contrario anche. Cioè una persona anziana che si trova comunque catapultata in una realtà dinamica, vive. Allora, noi stiamo facendo delle esperienze in questo campo. Allora, io posso dire che purtroppo, a mio male al cuore, perché sono oltre 40 anni che sono dentro nel sistema, abbiamo iniziato circa 25 anni fa con i centri estivi. Centri estivi sportivi. Cioè abbiamo sempre utilizzato la base dell'attività sportiva per le regole che lo sport insegna, soprattutto perché se non abbiamo queste la persona non riesce mai a capire quali sono i suoi limiti, perché oggi è difficile gestire persino i bambini, ci troviamo soprattutto con i centri estivi, anche di 8-9 anni, io non lo faccio, a me non piace, a me così, cioè sono ingestibili. Quindi è difficilissimo. Comunque, noi con i centri estivi facciamo queste esperienze. Portiamo i nonni a parlare della loro vita, a parlare del loro io, della loro famiglia, della loro attività, cosa facevano da giovani, che giochi facevano. L'abbiamo sperimentato negli ultimi anni e i ragazzi sono molto attenti, fanno domande molto anche inerenti, perché vanno a confrontarsi, perché sono molto intelligenti, soprattutto i ragazzi al giorno d'oggi, hanno una freddezza e una, diciamo così, entrano proprio nel merito che con molta semplicità, per cui noi abbiamo trovato molto educativo questo passaggio. E lo ripeteremo anche nei prossimi. Scusa Sartorato, lei ha detto che il bambino non mi piace. No, tu fai il centro estivo e fai quello che ti propone il centro estivo. Cioè non è che continuiamo sempre ad assecondare un po' troppo questi bambini che molte volte vivono su questa bolla, guai a mangiare la meletta se ha il puntino, guai la sindaca di Casale, poveretta che aveva fatto una mensa veramente molto importante con prodotti naturali, guai mio figlio non mangia, viene a casa pieno di fame, ma cosa gli avete? Capisce che forse Sartorato anche i sindaci, che forse sono quelli più ascoltati, devono iniziare invece a far sentire la loro voce anche per quanto riguarda la famiglia. Se io non ho la fortuna di avere dei genitori che capiscono l'importanza di crescere bene, in qualche modo devo avere qualcuno prima che devii e che prenda altre strade, o sbaglio sindaco? Poi siete voi alla fine i responsabili della salute pubblica dei cittadini. Siamo noi a dover gestire appunto queste situazioni dove i genitori di oggi fanno fatica a fare i genitori e si affidano a terzi, tante volte allo psicologo, e delegano la genitorialità allo psicologo. Ma non vai da nessuna parte così. Cioè, la domanda che allora uno si pone è: ma come siamo arrivati a questo punto? Perché tutto ha un'origine, no? Esatto. E quindi come siamo arrivati a questo punto? Come siamo arrivati a una deresponsabilizzazione anche del ruolo del genitore? E queste sono domande difficili, sono domande anche scomode a volte, perché probabilmente devi mettere in discussione il sistema che hai adottato 15-20 anni fa, che probabilmente è stato un sistema che oggi ti porta in una situazione, tra virgolette... sindaco, che abbiamo troppo diviso sport, giovani, anziani, cioè li abbiamo proprio divisi invece di metterli assieme. Una volta c'erano i cortili, nel cortile si radunava il nonno, il papà, la mamma, il bambino, il ragazzino. E prima dei cortili c'erano le stalle. E quando uscivi c'era sempre qualcuno che ti guardava, la famosa frase che dico tutte le mattine: dove va tutti beo? Sa la tua mamma che te si da ste parti? C'era sempre l'occhio che vigilava su di te. E sono venuti niente. Ma oggi torniamo a quello che dicevo prima: se qualcuno ti fa sta domanda, arriva la lettera dell'avvocato perché l'hai chiesto. Allora, proprio su questo campo direi che con la nuova normativa che ci è stata anche imposta, il safeguarding, noi abbiamo dovuto prendere un avvocato
e tutta la regolamentazione inserirla nel sito internet per legge, diciamo così. Adesso cosa riscontriamo? Che arriva il genitore, ho letto esattamente quali sono i miei compiti, io sono qui perché in questo momento ho riscontrato che viene a mancare da parte dell'allenatore, da parte di tutta una serie di parametri per i quali io mi devo per forza di cose salvaguardare, devo riportare tutto all'avvocato, che poi l'avvocato deve fare un colloquio, capire quali sono le motivazioni, cioè non c'è più quella prima fase dove entra in gioco il dialogo, che il genitore viene a parlare al presidente. Io mi trovo che mi arriva a parlare il genitore con già, non dico la documentazione di richiesta di evasione, eccetera, ma manca quel dialogo che prima bastava dire, beh, vediamo un momentino, cerchiamo di capire, chiamiamo l'allenatore, vediamo come sono le cose, eccetera. No, adesso è impossibile perché già il genitore, quando vede qualcosa, o perché il bambino in qualche modo è stato richiamato in una forma un po' imperativa, un po', e non è abituato a certe forme perché i genitori l'hanno sempre trattato troppo. Cioè, come stato? Vuoi mangiare questo? No, non lo vuoi mangiare. Sì, vuoi andare a scuola? No, non voglio. Cioè, un permissivismo che è fuori dalla logica della cultura. Allora andiamo a vedere questa, devo correre giustizia riparativa a giovani per capire l'importanza anche di fare dei percorsi tutti assieme. Andiamo a sentire. Nell'estate dello scorso anno un cittadino di Cimadolmo aveva subito un danno da parte di una banda di minorenni del territorio. Invece che cercare vendetta, ha chiesto che venisse applicato un percorso di giustizia riparativa, mettendo così in moto un percorso condiviso dal Comune, i servizi sociali, l'Arma dei Carabinieri della stazione di San Polo di Piave, le famiglie e la cooperativa Chiricù, tramite un patto di corresponsabilità. Si è così portato a termine un intervento di rieducazione condiviso nel quale le parti hanno partecipato ad una serie di incontri e terminato con successo il percorso disegnato all'interno della cornice della giustizia riparativa. Nella cultura della giustizia riparativa è importante dare attenzione al coinvolgimento di tutte le parti in causa, responsabili del danno, persone che il danno l'hanno subito e comunità, ed è proprio questo che è stato fatto a Cimadolmo, dimostrando l'efficacia di una risposta educativa e responsabilizzante rispetto alla più facile e immediata strada punitiva. L'intervento che è stato messo in opera costituisce un modello valido che potrebbe e dovrebbe essere sperimentato anche in altri contesti. Un episodio critico si è dunque trasformato in un'opportunità di crescita, scegliendo una risposta responsabilizzante. Il patto di corresponsabilità è stato firmato lo scorso autunno e tra ottobre e dicembre 2025 ogni parte ha mantenuto fede all'impegno promesso. Al termine i ragazzi hanno anche elaborato uno scritto per la persona che ha subito il danno e che è stato consegnato attraverso i servizi sociali comunali. Le famiglie hanno la loro importanza, giustamente che sia particolare, che dovrebbero un pochettino interessarsi su quello che è lo studio, controllare di più i ragazzi. Ma i ragazzi hanno bisogno, a mio parere, di avere più vicino l'istituzione, perché l'istituzione può fare la differenza. Questo progetto è la motivazione giusta, la rieducazione. La rieducazione è la consapevolezza che la vita quotidiana, che il rapporto tra le persone è fatto di regole o no di contestazione e presa di posizione. Allora, Sindaco Fantuzzi, il suo collega appunto che abbiamo visto di Cimadolmo cosa dice? Questa giustizia riparativa, tu sbagli ma paghi però per il bene della comunità, lavori per la comunità, prego. Sì, come si è detto comunque anche questa mattina, il tema principale è quello, devono essere tutti corresponsabili, quindi come in questo caso un giovane commette un'azione appunto che illecita, che non va bene, la famiglia in primis deve essere disponibile a far fare a questo giovane e a questo ragazzo un percorso di rieducazione e poi le istituzioni si mettono a fianco per creare questo percorso. Oggi tante volte manca questa presa di posizione soprattutto della famiglia, perché poi quando hai a che fare con i minori c'è sempre appunto da avere l'autorizzazione e la giurisdizione tra virgolette della famiglia e di conseguenza ecco lì tante volte vai a scontrarti perché no, ma non mi sembra giusto, questo sarebbe meglio fare così piuttosto che colà.
appunto il rimprovero è stato di tono troppo alto, bisogna capire che questi sono ragazzi che devono divertirsi. Si va sempre a trovare una, come si dice, una giustificazione. O si passa il cerino a qualcun altro. Esatto, e questo, tra virgolette, non è più, cioè non è possibile. Ma poi difatti i problemi ce li ritroviamo nella società e nelle devianze che i giovani hanno, perché quando viene tutto concesso, tu nell'educazione cos'è che trasmetti? Beh, ogni volta mi prendo qualcosa in più, fin tanto che poi l'azione che tu compi è un'azione irreversibile. Allora lì poi, che sia la droga, che sia un accoltellamento, come oggi purtroppo vediamo quanto gli episodi di violenza anche tra giovani siano in costante aumento, anche in luoghi tra virgolette protetti, perché una scuola non si può certo considerare appunto una piazza dove gira di tutto. Una scuola è un luogo di educazione, eppure oggi è diventata anche quella un luogo tra virgolette sensibile e di rischio di possibili conflitti. Ecco, bisogna in un certo senso ritornare a un'educazione stabile soprattutto e a riconoscere i ruoli educativi. Quindi la famiglia deve avere il suo ruolo, gli insegnanti devono avere il loro ruolo e devono essere rispettati nel loro ruolo, come gli allenatori nelle società sportive hanno il loro ruolo di educatori e deve essere riconosciuto loro questo. E se una volta o due volte o comunque fanno delle azioni di richiamo o anche di punizione o comunque per richiamare quelle che sono le regole e di ingaggio nello sport, i genitori devono accompagnare queste allora andiamo a vedere anche queste immagini, questi bagni vandalizzati a Conegliano sono delle immagini che fanno molto riflettere. Adesso se questi ragazzini, poi sono loro, cioè è inutile che vengano a raccontarmela, ecco, vengono veramente identificati, bisogna far capire che il mondo gira anche in un'altra maniera. È inutile che la famiglia venga a dire è una bravata, ma mio figlio no, come quel sindaco che ha detto nonostante la foto che facevo vedere, il video, questo papà continuava a dire ma mica mio figlio, ma esatto. Come non è tuo figlio, guarda. Ecco sindaco, non è che forse hanno alzato un po' troppo l'asticella, perché sta passando e loro non lo sanno ma pagheranno tutto, che tanto a me non possono fare niente, perché sono piccolo, vabbè, però io ho fatto vedere che sono nel social, che ho fatto questo e l'ho fatto e adesso tutto il resto, perché poi alla fine pagano tutto e non è che sia così semplice come pensano loro, esatto. Ma soprattutto le regole del gioco che qualcuno deve pur dettare a questi ragazzi, che poi sono anche pochi rispetto a quelli che si comportano bene, li abbiamo visti con Sartorato, sono quelli gli esempi che non vediamo ma io me li faccio vedere. Non è il caso che anche voi iniziate un po' anche voi a alzare l'asticella di dire adesso hai fatto bene, queste sono le regole, sacrificio, sudore, sport, prima pulisci, prima vai a scuola, poi pulisci e poi vai a fare sport. Voglio vedere se ha così tanta voglia dopo, vero Sartorato? No. Di fare quello che ti passa per la testa. Sindaco? Sì, sono perfettamente d'accordo su questo. L'esigenza di avere un'educazione anche, come dire, concreta, nel senso fai un danno, ne paghi le conseguenze, lo ripari e ti attivi per fare un percorso che ti porti ad avere un equilibrio anche nel comportamento tale da poter, tra virgolette, farti capire che non devi comportarti in una determinata maniera, ma devi essere corretto e rispettoso nei luoghi che frequenti e nelle persone che frequenti. Torniamo poi sempre a girare attorno a questo, appunto, quando hai comunque alle spalle qualcuno che ti giustifica per qualsiasi cosa fai anche fatica a capire. Sindaco, puoi giustificare finché vuoi, se hai commesso il reato lo paghi. Sì, no, appunto, poi fin tanto che arrivi... Che, 1 più 1 fa 2, Ma arrivi appunto al livello tale dove il reato che commetti non è più giudicato dal sindaco o dall'insegnante o cosa, ma è giudicato dalla giustizia e lì poi è irreversibile. Allora non bisogna arrivare lì, bisogna cercare di farlo prima e farlo prima il risultato lo si ottiene solo in un sistema e quindi il sistema deve essere famiglia, associazioni, istituzioni. Non ci piove da questo livello.
Sindaco, un'altra cosa che preoccupa sono questi furti, specialmente nelle campagne, ecco, queste ronde di cittadini, ma bisogna anche stare attenti perché queste, avete visto, girano con le accette, bisogna anche qua. Lei cos'è che la preoccupa di più, Sindaco? Beh, allora, è preoccupante il fatto che queste persone, chi delinque, lo faccia davvero con la sensazione di poter fare qualsiasi cosa e non avere sostanzialmente ripercussioni. È preoccupante anche il fatto che sempre più cittadini non trovino appunto nelle istituzioni, nella giustizia comunque un baluardo di difesa e pensino appunto a doversi fare un'autodifesa. Abbiamo Graziella da Scorzè, se non mi cade la linea, vai Graziella. Sì, prego. Buongiorno. Buongiorno. Volevo farle i complimenti a quel signore che sta parlando adesso. Sindaco. È il sindaco? Prego, prego. È un sindaco? È sindaco? Sì. Sì, ok, non lo conosco perché è la prima volta che io vedo questa cosa, ma adesso stavo seguendola perché non sto bene, sto qui seduta. Volevo fargli veramente i complimenti di quello che ha detto, perché è spesso pensiero mio che io ho 87 anni e ho 5 nipoti, però non si sono mai permessi a fare queste cose che fanno adesso. La più vecchia ha 42 anni. Mi spiego? Dico che le famiglie, cominciando dalle famiglie, quello guarda, lo stimo veramente, è una persona che non lo so, guardi, perché le stesse cose che ha detto le ho sempre pensate io. Io penso che un po' le famiglie, un po' le scuole, perché anche a scuola ci va, vero, di seguirli anche un pochino, e farli fare pulizia quando che ora anche a scuola o puramente in parrocchia, a tenerli occupati. Io penso che comune per comune, se hanno un po' di ordine, scusatemi che arrivo a qualcosa di brutto, se hanno un pochino di come si dice, di correttezza nelle famiglie, che se le conoscono che sono un po' fuori dal normale, anche a questi genitori che abbandonano i bambini in casa da soli e via dicendo, devono essere castigati quelli lì. Magari la mamma per andare a prendersi il caffè con l'amica lo chiude in casa, con la televisione accesa, con i giocattoli, qualunque sia sti cosa, non va bene. Lì deve essere famiglia per famiglia, seguiti e poi castigarli quei genitori anche. Grazie veramente Graziella, vado avanti perché sono in chiusura, sei stata chiara e penso faccia piacere anche al sindaco Fantuzzi, il sindaco di San Polo di Piave, perché capite che a casa ascoltano molto, ecco, ascoltano e poi hanno anche il buon senso di dire è come anch'io la penso così ed è giusto perché ha il buon senso poi alla fine. Sindaco? Esatto. Sì, difatti ringrazio la signora Graziella. Esatto, e sì, tornando a quello che dicevamo prima, la questione appunto di preoccupazione verso questa situazione di illegalità un po' che si continua a avere nei nostri territori, nelle nostre zone, appunto porta ad un percepito chiaramente dove la gente pensa a farsi giustizia da sola. Ecco, dobbiamo non cadere in questo tranello, perché purtroppo pensare di farsi la giustizia da soli è un cane che si mangia la coda, perché poi la giustizia ti arriva addosso e magari dici cornuto e mazziato, come si suol dire, però dall'altra parte bisogna davvero trovare un sistema più duro, più efficace per evitare, cioè chi delinque deve ma basta parole, bisogna agire adesso, sindaco, perché parole ne abbiamo sentito ma e progetti in montagna. Esatto. Allora andiamo a vedere questo video polisportiva, seconda parte, e poi salutiamo i nostri ospiti. Cioè noi... Thank you, far too kind. Yeah, ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no
Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Han G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. For one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. What the hell are you waiting for? Look what you made me do, look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wait. Abbiamo Adriano da Campalto, vai Adriano. Buongiorno, signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno, ecco. No, volevo dire una cosa, no? Ho visto che c'era un sindaco, no? Sì, il sindaco di San Polo di Piave, Fantuzzi. Sì, ecco, perfetto, visto che lo vedo qui davanti, signor sindaco, io sono un po' ripetitivo, no? Ieri ho detto che sarebbe ora che voi sindaci, no? Ok? E cominciate a partecipare di più con le persone. Qua c'è una mancanza di dialogo, troppo distacco fra la gente, e questo succede perché molta gente tante volte si domandano ma come mai succede questo. Io ho denotato una cosa, che da quando è arrivata la Meloni ha tagliato di quelle cose, soprattutto per persone che sono in difficoltà nel lavoro, magari anche che i 200, che i 300 euro, 400, ho denotato che quando c'erano questi soldi di deposito per queste persone non c'era tante cose così. E quindi vorrei che tante volte discutessi con queste persone perché lo fate. E sicuramente c'è un motivo che c'è una mancanza di soldi. Non è possibile che un politico abbia 15.000 euro e una persona che cerca di andare anche al lavoro non lo trova e non ha il diritto di essere sostenuto. Grazie Adriano, se no non ce la faccio, sono in chiusura, ho anche altri ospiti, sei stato molto chiaro. Ecco, forse i comitati di quartiere riprendere questo dialogo che il cittadino ha piacere di avere non è mica cosa da poco. No, è fondamentale. Ecco, lui ha secondo me dato un'altra lettura che è importante. Noi sindaci siamo abituati a confrontarci con la gente soprattutto sui problemi territoriali, quelli riguardanti il nostro comune, riguardanti il quartiere, la strada, il servizio, eccetera. A volte, appunto, forse servirebbe un po' più di ricaduta territoriale, magari anche con i nostri parlamentari, partecipazione pubblica, che vengano a spiegare appunto quello che sono le leggi che fanno a Roma. Ha ragione perché Adriano. è giusto spiegare ai cittadini effettivamente prendiamo certe scelte per motivi di bilancio, perché crediamo più in questo aspetto piuttosto che l'altro, però giustamente appunto chi vota queste cose è giusto che venga nel territorio a dirle. Sartorato, come chiudiamo, con quale messaggio dopo aver visto questi bellissimi ragazzi impegnati, bravi, seri, anche famiglie, perché poi arrivano anche le famiglie, prego. Diciamo che la cosa importante è quella di condividere, cioè tutte le problematiche devono essere messe su un piatto, discusse, e quindi il coinvolgimento di tutto il territorio, anche delle altre associazioni che non fanno sport, ma dalle quali possiamo attingere, diciamo, indicazioni, collaborazioni, ma soprattutto c'è il dialogo che le istituzioni, tipo il sindaco in questo caso, io volevo dire, non devono partecipare solo al taglio del nastro o all'evento particolare e mettere la fascia tricolore. No, devono entrare all'interno delle associazioni, andare a trovarle, dialogare, sentire l'humus che c'è all'interno. Ognuno cosa può portare di supporto e di aiuto, bravo, in modo da recepire
come sono veramente le funzionalità delle associazioni che loro hanno nel territorio. Anche perché, Sartorato, non è che io devo piacere o devo essere simpatico o antipatico, devono vedere quello che faccio, no se io piaccio o non piaccio, sbaglio, Sartorato, no, perché funziona così, se sei simpatico va bene. I contenuti del lavoro che ognuno fa col proprio ruolo. Sindaco, come risponde velocissimo? Che sono pienamente d'accordo, è il ruolo che appunto ricopriamo, che rivestiamo, non è solo quello di essere appunto la visibilità del taglio del nastro o della presentazione, deve essere appunto un ruolo operativo nel territorio di ascolto. Meglio di così non potevamo terminare, siamo sempre tutti d'accordo, adesso però bisogna mettere in pratica queste parole. E soprattutto bisogna mangiare crostoli o chiacchiere, sì, oggi perché oggi è l'ultimo giorno, che da domani le Quaresima, quindi... Basta. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Prosegue senza sosta il cantiere Ater in via Feltrina nell'ambito della demolizione e riqualificazione di nuovi alloggi finanziati da fondi Ater, Pinqua e PNRR. I primi 32 alloggi sono già in fase di completamento per un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro e saranno presto consegnati al Comune di Treviso. E si continua con il lavoro che avevamo non solo previsto, presentato, ma anche promesso. Sono i prossimi 16 alloggi, gli altri sono quasi pronti e piano piano poi partiranno con il nuovo anno i prossimi. Quindi stiamo dando risposte. Con Ater si è impegnata moltissimo in questo progetto, ci abbiamo creduto durante il periodo Covid e quindi continueremo a dare risposte sul fronte dei bandi, sul fronte degli immobili, ma anche dell'educazione, perché i fondi investiti sono tantissimi e quindi bisogna anche portare le persone a rispettare i luoghi. Sono oltre 35 comunque i milioni di euro investiti per l'intero progetto, che vedrà la demolizione di 88 alloggi e la costruzione di altre 163 abitazioni, completamente efficienti energeticamente e ad affitto calmierato, alcune in consegna già alla fine di quest'anno. Siamo in fase di ultimazione delle prime 2 palazzine per complessivi 32 alloggi che per fine anno saranno pronti e quindi messi a disposizione del nuovo bando di Treviso. Oggi partono le opere di urbanizzazione e realizzazione della terza palazzina per altri 16 alloggi. A brevissimo partiranno un'altra palazzina di 16 alloggi, quindi andremo a completare tutto quello che è l'ERP, l'edilizia residenziale pubblica, per questo intervento. Le palazzine avranno 4 piani, un seminterrato ad uso garage e saranno anche accessibili a persone diversamente abili. Le metrature degli appartamenti variano dai 50 agli 80 metri quadri, tutti predisposti per la fibra ottica e alimentati da fonti rinnovabili. Chi ci abiterà? Sarà una graduatoria a seguito di bando a dirlo, ma alcuni posti saranno riservati. L'unica cosa che ci sarà, e abbiamo fatto anche con l'altro bando, ci sarà una percentuale di alloggi che verranno messi a disposizione delle forze dell'ordine, quindi qua ci interfacceremo con la prefettura per capire come muoverci e metteremo a disposizione gli alloggi delle forze dell'ordine, ma il resto per graduatoria. Allora io veramente ringrazio Mauro D'Alzilio, presidente Ater, di essere qui questa mattina, perché il problema casa è un problema che urge, che lo sentiamo molto, però dobbiamo avere dei numeri reali, dei numeri veri, perché se ognuno dà i numeri, dopo i numeri devono gli altri, perché a fine non capisco niente, ma che se o non che questi appartamenti. Allora Presidente, cosa ci racconta questa mattina, cosa è partito? Lei non ha mai mollato, sempre nel pezzo, ha investito, ha cercato di fare, non di parlare, di agire concretamente. Prego Presidente. Buongiorno a tutti e grazie Mirella per questo invito, perché io sono dell'idea che questa è una grande possibilità per spiegare alla gente quello che veramente sta succedendo, perché tante volte ci si nasconde dietro a delle falsità o delle dicerie. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, perché ho visto un attimo fa il programma, il video della Feltrina, dove noi siamo in fase di ultimazione dei primi 32 alloggi, che sono 16 più 16, che sono quelli che non sono pochi, che non sono assolutamente pochi. Quelli là sono quelli che si vedono dalla rotonda dello stadio di rugby. Quelli sono pressoché ultimati, adesso ci saranno le opere di urbanizzazione che vanno
le fognature, gli allacciamenti, i collaudi, che questo vorrei dire, l'ho sempre detto, purtroppo ci vuole del tempo, quindi non è perché vediamo le tapparelle e vediamo che sono ultimati, sono abitabili, perché adesso ci saranno dei tempi tecnici per collaudare gli ascensori, per mettere in funzione le pompe di calore e quant'altro. Ricordiamo che sono alloggi che escono in A4 NZEB, quindi vuol dire consumo pari allo zero, quindi estremamente performanti come ci chiede la Comunità Europea. Lì, tanto per dare dei numeri perché penso siano importanti, tra finanziamenti, tra fondi propri, in quei due edifici che costituiscono 32 alloggi che vanno dal mini ai 3 camere, quindi per tutte le possibilità e le richieste e, come ha detto, accessibili a chiunque, abbiamo una spesa complessiva di più di 10 milioni di euro su quei 2 edifici là. Però non ci siamo fermati, perché in Via La Bassa, lei sa dov'è, Via La Bassa, abbiamo altri 24 appartamenti che sono in fase di ultimazione e anche qua siamo intorno ai 4 milioni di euro laggiù, però non ci siamo fermati ancora, perché sotto i 2 edifici della rotonda dello stadio c'è un'altra gru in piedi dove abbiamo un'impresa locale, perché questa volta se l'ha aggiudicata un'impresa locale che è la Check-in e sta lavorando estremamente bene. Abbiamo già costruito lo scheletro dei prossimi 16 e a breve partiremo con gli altri 16. Quindi il nuovo bando di Treviso, che è stato pubblicato definitivamente, perché la graduatoria definitiva è stata pubblicata, bando, vorrei ricordare, fatto grazie alla collaborazione tra il Comune e Ater, che ci siamo impegnati noi direttamente a raccogliere le domande e a gestirle. Quindi c'è una graduatoria di 500 persone in attesa. Confidiamo che queste persone qua siano le prime a poter utilizzare quegli edifici, ma non è solo questo, perché l'impegno nostro sta continuando, perché abbiamo un accordo quadro di circa 2 milioni di euro sui riatti, perché non possiamo trascurare tutti quegli appartamenti che ci rientrano per cessata locazione o per vari motivi che possono essere nella famiglia normale, non possiamo lasciarli là, perché se no fa molto rumore avere degli appartamenti liberi. Quindi 2 milioni di euro che noi continuiamo a risistemare appartamenti, e ricordo che storicamente negli ultimi anni siamo riusciti a sistemare circa 200 appartamenti all'anno, che non sono pochi. Presidente, parliamo di graduatorie. Come saranno le graduatorie? Chi avrà la possibilità di entrare su questi midi, gli appartamenti che verranno veramente ristrutturati e messi a disposizione? Allora, la graduatoria, ricordo che parliamo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, quindi quelli che soggiacciono alla legge 39. La legge 39, che è una legge regionale, stabilisce tutte quelle che sono le maglie per dare un punteggio, quindi sono estremamente bloccate da un sistema. Questo, le persone fanno la domanda, c'è una commissione che le valuta e ne escono le graduatorie. Le graduatorie possono avere dei ricorsi e sono già stati fatti, sono stati valutati. Ricordiamo ad esempio la scelta che è stata fatta, anche se io non sono d'accordo, di non considerare la residenza delle persone nel nostro territorio. La Corte Costituzionale ha detto che va bene così e quindi non siamo riusciti a dare un peso, una possibilità in più di chi magari è da tanti anni che lavora e paga le tasse nel nostro territorio. Questo non si è potuto perché la Corte Costituzionale ha detto che deve essere parificati tutti quanti. Se mi chiede se sono d'accordo, le dico no, non sono d'accordo. L'avevo già capito. L'aveva capito, non sono d'accordo, però noi ci siamo adeguati a quello che prescrive la legge. Quindi quali sono gli indicatori? Gli indicatori sono l'ISEE, quindi il reddito della persona, sono la presenza di figli minori, la presenza di eventuali disabili, anziani. Ovviamente in automatico, come è successo e qualche volta ci siamo trovati anche davanti il giudice, vengono esclusi di default chi ha altre proprietà, ma questo penso sia normale, perché ho visto anche trasmissioni, non mi ricordo su questa emittente o in altre, di persone che sono andate a lamentarsi perché sono state sfrattate, però a volte io non posso dire, ma vorrei dirlo, che hanno altre proprietà di altre case, quindi in automatico viene a decadere la loro necessità di una loggia di edilizia residenziale pubblica per lasciare spazio a qualcun altro che magari ne ha più bisogno. Senta Presidente, mi sta molto a cuore di dire questa cosa che sento da diversamente giovani, dove abitano su appartamenti molto grandi, senza ascensore, non hanno la possibilità di scendere
mondo del volontariato molto diviso, finché qualcuno non farà chiarezza, l'ho chiesto anche al Presidente Alberto Stefani, che ho avuto ospite venerdì, ecco, di capire chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto dopo troviamo l'anziano morto in casa. Invece dobbiamo capire chi siamo e cosa facciamo, soprattutto di dare la possibilità anche di cambiare appartamento. Cosa se ne fanno di appartamenti di 3 camere, sono da soli? Ecco, non sarebbe il caso anche di vedere come girare, come dice il professor Gino Gerosa, la piramide, e dare la possibilità anche a queste persone, non con la burocrazia, perché non ne veniamo fuori, però Cortina ha visto che chi vuole la burocrazia la salta, ecco, se no andiamo a Cortina a imparare, no, a questo punto andiamo a Cortina a vedere come si fa, perché queste persone non ce la fanno più, sono isolate completamente. Prego Presidente, io so che lei questa cosa le sta a cuore. Allora, sicuramente sta a cuore, però bisogna pensare a qual è la nostra situazione. Quando noi ci troviamo delle persone che sono in alloggi anche grandi, però gran parte delle volte sono persone che sono là da tantissimi anni e sono quegli appartamenti che, lasciatemelo dire, ci vengono restituiti, tenuti in maniera maniacale, in maniera perfetta, come facevano le nostre massaie una volta, quindi tenuti tanto di cappello e va bene. Però quegli appartamenti là, nel momento in cui rientrano a disponibilità dell'ente, devono essere, prima di essere riconsegnati, devono avere tutte le certificazioni del caso. Quindi vuol dire rifare impianti elettrici, rifare impianti di riscaldamento, cambiare le caldaie, sostituire i vetri, valutare tutto. Quindi quando noi ci rientra un appartamento, magari occupato da 20 anni, 10 anni, noi abbiamo delle spese per poterlo rimettere in gioco che, se siamo fortunati, sono 15-20 mila euro. Quindi lei capisce che dall'altra parte i comuni ci dicono: è meglio accontentare un nuovo nucleo abitativo o spostare una persona, accontentare una persona e poi avere il problema dell'alloggio vuoto? È la guerra dei poveri, lo sappiamo benissimo, ci vorrebbero tante risorse e noi cerchiamo di fare il possibile. Sicuramente da parte nostra abbiamo fatto un bando di mobilità, abbiamo messo a disposizione degli appartamenti accessibili, abbiamo messo a disposizione degli appartamenti con ascensori e quant'altro, però limitato. Spostamenti previsti, ovviamente se ce lo chiede il comune noi li facciamo, perché noi li facciamo se ci viene chiesto dal comune, però da parte nostra abbiamo fatto un bando e là dobbiamo fermarci. Però ribadisco, se c'è una coppia, una signora, un signore che si trova in una situazione difficile e c'è la possibilità, se il comune ce lo chiede, noi interveniamo immediatamente. Andiamo a vedere questa convenzione Ater-Cordignano. Al via un nuovo passo concreto per il sostegno alle persone più fragili. Il Comune di Cordignano e Ater Treviso hanno siglato una convenzione per destinare 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica alle persone più bisognose. Gli appartamenti, situati in via Sottocal 22, saranno assegnati in affitto agevolato per 3 anni, con possibilità di rinnovo, a persone in situazione di disagio sociale e fisico, con disabilità o malattie gravi, prive di una rete familiare, ma con una minima autonomia economica. Un piacere e un onore aver sottoscritto questo accordo col Comune di Cordignano e ribadisco anche la disponibilità di essere pronti a sottoscriverli anche con altri comuni. Un'opportunità importante per i comuni per gestire degli immobili a un canone estremamente basso, e quindi questi alloggi messi a disposizione dei comuni possono dare tante risposte a delle situazioni che i sindaci e le amministrazioni comunali si trovano da sera a mattina tra le mani. L'accordo, autorizzato dalla Regione Veneto, si inserisce in una più ampia strategia di housing sociale già avviata da Ater Treviso in collaborazione con l'ASL 2 e Caritas. Per noi questo che ho firmato oggi è un atto importante, perché ci permette di avere a disposizione 2 alloggi da poter gestire in modo snello e veloce per far fronte a difficoltà ed emergenze abitative. Nel nostro comune abbiamo riscontrato che c'è una grande difficoltà a trovare appartamenti in locazione, quindi avere questa disponibilità per andare incontro a problemi di singoli o nuclei familiari fragili per noi è veramente importante. Con questa iniziativa Ater e Comune rafforzano il proprio impegno verso un welfare abitativo più umano, attento e partecipato. Allora Presidente, cose importanti che noi sentiamo, questa
soprattutto questo occhio di riguardo per le fragilità noi dobbiamo avere, perché lei ha detto prima giustamente la burocrazia e le leggi mi impongono, ma noi dobbiamo guardare anche la qualità della vita di queste persone, dobbiamo farle atterrare docilmente, non possiamo isolarle perché non posso spostarle o perché non trovi l'assessore al sociale che magari ha questa sensibilità, perché mica tutti ce l'hanno, anche se ricoprono certe poltrone, lei lo sa come la penso, però bisogna invece avere questa sensibilità, perché se siamo diventati così grandi e bravi, è merito di queste persone che hanno lavorato tanto, hanno sacrificato tanto e che adesso sono isolate perché non hanno la possibilità di essere ascoltate da qualcuno. Prego, Presidente. Allora, quello che abbiamo detto un attimo fa è l'articolo 46, cioè è un articolo della legge 39, quello che citavamo prima. È stata una modifica fortemente voluta dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, allora seguiti dall'attuale assessore alla casa, la dottoressa Paola Roma. Questo accordo prevede che l'ATER metta a disposizione, i primi anni erano pochi, adesso ci sono numeri importanti, pensiamo che se non sbaglio sono un massimo di 18 appartamenti per comune, dove il comune che all'occhio, perché ricordiamo che il sociale è gestito dal comune, il polso della situazione del suo territorio, può, in accordo con delle cooperative su un progetto gestito, un progetto approvato dalla Regione Veneto, avere a disposizione questi alloggi. Vorrei ricordare che noi, come ATER Treviso, il CDA ha fatto una scelta di darlo a canone agevolato al comune. Dopo, se il comune all'interno ci mette un co-housing, mette delle persone che per qualsiasi motivo si trovano in momento di difficoltà, ma come tutti quanti ci auguriamo abbiano la possibilità di riprendere a camminare con le proprie gambe e vogliono chiedere un qualcosa in più e quindi diciamo farci la cresta, nel senso buono, per noi non è un problema, perché siamo convinti che il comune con la cooperativa sociale abbia il polso vero della situazione dei propri utenti e possa dargli la possibilità di rialzare la testa. Accordi di questo tipo ne abbiamo fatti veramente tanti, perché i comuni si stanno muovendo, l'abbiamo fatto a Ponte di Piave, l'abbiamo fatto a Treviso, li abbiamo fatti in tantissimi comuni. Ma oltre a questo vorrei ricordare che ATER vuole avere un occhio di riguardo per le situazioni più difficili, come abbiamo stretto un accordo con l'USL, perché anche con l'USL abbiamo dato a disposizione un immobile e siamo pronti a darne eventualmente altri se ci verranno richiesti per delle situazioni difficili sanitarie. Abbiamo fatto un accordo con la Caritas Sopitergina, dove abbiamo dato un alloggio anche alla Caritas per la gestione dei loro casi, però una cosa che siamo riusciti a portare a termine e ci dà molta soddisfazione e orgoglio è anche nel nostro piccolo quello spazio che abbiamo messo a disposizione per i giovani, che è qui sul Biscione, dove c'è lo spazio Bisciò, dove l'ATER con la cooperativa sociale che è l'AS e altre figure, abbiamo questo spazio dove noi ci siamo impegnati innanzitutto a darlo a titolo gratuito, ma l'abbiamo anche migliorato con sostituzione di serramenti, con messa a norma degli impianti, quindi uno spazio vivibile per i ragazzi, dove questi ragazzi hanno, grazie alla cooperativa, un accompagnamento in quelli che possono essere i problemi scolastici o anche di inserimento. Ricordiamo anche un altro progetto fatto importante con l'Associazione dei Comuni, dove ATER ha voluto finanziare dei corsi per il mondo del volontariato per educare, perché voglio ricordare, prima ho detto in maniera felice che ci sono delle signore che ci lasciano gli appartamenti gestiti in maniera eccelsi, però ricordiamo che il mondo, la comunità sta cambiando e arrivano tante volte delle persone che non sanno bene come va gestita una casa e quindi con l'Associazione dei Comuni abbiamo finanziato questi corsi dove verranno formate delle persone che andranno a suonare i campanelli delle scale per cercare di educare per la convivenza delle persone, perché quante telefonate riceviamo perché c'è il signore che entra con la bicicletta perché il cane abbaia, però dovete capire che ATER non può seguire queste cose qua e quindi grazie a loro cerchiamo di avere queste figure che possono entrare in punta di piedi e cercare di portare un po' di serenità. Allora andiamo a Padova e vediamo queste case ATER poliziotti, ma io so che lo avete fatto anche a Treviso, andiamo a vedere.
5 famiglie di ex poliziotti hanno ricevuto ai primi di dicembre una lettera dalla prefettura per liberare gli appartamenti in cui vivono da più di 20 anni. Gli appartamenti in questione sono stati dati in concessione agli agenti delle forze dell'ordine in attività, solo che ora questi agenti sono andati in pensione. Da 2 mesi hanno ricevuto una lettera in cui la prefettura gli richiede indietro l'appartamento perché non hanno più il titolo, perché sono andati in pensione e quindi devono restituire l'appartamento. Fin qui è in linea con la norma, ma sono andati in pensione 15 anni fa, glielo chiedono oggi quando hanno 70 anni e con grande difficoltà ad avere un mutuo a trovare un'altra casa. A farsi carico di questa criticità è l'ex onorevole Filippo Ascerto, che chiede un confronto per aiutare queste 5 famiglie. Quello che chiedono queste persone è che ci sia una proroga e si trovi una soluzione adeguata al loro status di servitori dello Stato, perché quando si parla di Stato c'è rispetto sia quando stanno in servizio che quando vanno in quiescenza. Per cui noi chiediamo alla Prefettura di trovare una soluzione come si trova per gli sfrattati in qualsiasi altra parte dell'Italia, soprattutto se sono appartenenti alle forze dell'ordine, ci sia una proroga e durante questa proroga si rifletta. L'età media è alta. Una delle proposte che viene fatta è di vendere questi alloggi a chi ci vive per permettere ad ATER di ristrutturarne altri. Sono persone che abitano lì da più di 20 anni e anche spostarsi come quartiere diventa veramente difficile, visto che avevano chiesto anche di acquistare quegli alloggi e con quei fondi l'ATER avrebbe potuto sicuramente ristrutturare altri alloggi in altre zone che sarebbero poi servite sempre agli appartenenti delle forze dell'ordine. Le famiglie che vivono nelle case di Via della Croce Verde nel quartiere Montà chiedono solo del tempo in più. Noi capiamo che siamo in difetto, ma nello stesso tempo ci troviamo a disagio perché abbiamo delle famiglie alle spalle e facciamo fatica a cercare, a guardare. Alcuni di noi hanno anche problemi di salute non indifferenti e quindi ci siamo trovati dal giorno alla notte a dover prendere delle decisioni che non siamo in grado di prendere in breve tempo. Però io lo guardo da un'altra angolazione questo servizio, l'importanza della sicurezza all'interno di questi alloggi. Abbiamo fragilità, abbiamo delle volte convivenze difficili, io penso che sia fondamentale la sicurezza all'interno di questi alloggi. Io so che l'avete fatto anche a Treviso, avete dato la possibilità anche a dei poliziotti, ecco, di avere queste case, però con l'auspicio anche di una comunità più sicura. Allora, non nascondiamo che all'interno di una scala, di un condominio, la divisa è importante. È importante perché dà senso di regole, dà senso di sicurezza e di controllo superiore, quindi da parte nostra ben venga. Però quella che citavamo prima, che è la legge 39, che è la legge regionale che governa le nostre 7 ATER venete, prevede che a ogni bando una percentuale degli alloggi messi a disposizione vengano riservati alle forze dell'ordine. Il precedente bando l'abbiamo fatto, ci sono state diverse assegnazioni, poi purtroppo, per fortuna loro, gran parte di questi ragazzi che hanno l'assegnazione magari vengono da altre zone d'Italia e nel frattempo hanno fatto l'avvicinamento, si sono spostati. Però sul nostro condominio un pochi di queste persone ci sono. Con il nuovo bando faremo in altrettanta misura e metteremo a disposizione quella percentuale. So che la Prefettura si è già mossa per raccogliere le domande e quindi contestualmente con l'assegnazione degli alloggi della graduatoria della legge 39 faremo anche l'assegnazione di questi edifici, questi fabbricati alle forze dell'ordine che fanno sempre molto piacere. Sarà importante nel futuro cercare di parlare di più di housing e co-housing anche con l'ATER, Presidente? Sicuramente sì, penso sia un passaggio importante perché io sono convinto che la difficoltà economica, la difficoltà personale sia dietro all'angolo e chiunque la possiamo vivere, però sono altrettanto convinto che una persona con una dignità importante deve guardare più avanti e cercare di rialzare il capo.
Un co-housing gestito dalla cooperativa, da un comune, è quella situazione transitoria che non fa parcheggiare la persona, ma gli dà lo stimolo per rialzare la testa e ripartire. Quindi ci stiamo muovendo su questo caso, e quello che dicevamo prima, l'articolo 46 gestito dai comuni, vuole essere questo, perché se, come mi sto muovendo col mio comune per cercare di avere un alloggio nel comune dove io abito, perché quelle persone che si trovano in momentanea difficoltà possano avere un letto dignitoso dove vivere, ma anche convivere con altre persone, e che possano avere lo sprone di rialzarsi e ripartire. Senta Presidente, delle volte noi, anche qua a Treviso, ci sono delle situazioni che proprio di case, di alloggi dell'Ater, anche in certi posti, o Ater comune, non so perché non c'è il cartello che si capisce, che sono su un degrado veramente esterno che è spaventoso. Cioè è possibile non riuscire veramente a avere la dignità almeno della facciata esterna, visto che all'interno, come dice lei, i problemi sono talmente tanti, alle risorse poco, però almeno la dignità, il decoro urbano, almeno quello, cioè una bella... dipingere un pochino, cioè, no, perché veramente Presidente a volte dico, ma anche perché sono strade importanti dove passano tantissime persone. Cara Mirella, purtroppo a volte ci troviamo in delle situazioni che è facile puntare il dito su Ater. Mi ricordo, qualche giorno fa sono stato a un incontro organizzato da un gruppo politico, io sono il presidente di tutti e quindi ci sono andato, molto volentieri, dove sono stato, mi hanno detto, perché voi avete degli alloggi in via Talditali, non la dico, dove ci sono 3 alloggi chiusi da 30 anni, e quindi davanti a una platea, una persona che dice questo fa sicuramente rumore. Io mi sono giustificato dicendo, mi scusi signora, però avendo 5.600 alloggi, adesso non faccio fatica a capire, però mi sono ricordato e sono andato a vedermi. Beh, non sono neanche nostri. Quindi a volte è facile puntare il dito sull'ambulanza e sparare sull'ambulanza, ma non è sempre così. Quando ci troviamo con degli Mirella spara giusto ma io con la Mirella mi diverto e mi piace. Quando ci troviamo con degli alloggi, e quella è un'altra difficoltà, di proprietà mista. Cosa vuol dire? Che su una palazzina io ho 3 appartamenti, gli altri 3 sono di 3 persone private, io sono uno. Ater è uno, come lo è l'altro proprietario. Se non ci mettiamo d'accordo, le manutenzioni non vengono fatte, e non posso, e non è giusto che le faccia io come ente pubblico, perché farei un danno erariale. Cari signori, mi sono trovato in situazioni di edifici che avevano il tetto che facevano acqua, ho dovuto spostare gli inquilini per la loro sicurezza, perché ne sono responsabile della loro sicurezza, perché gli altri condomini dicevano fai te, tanto noi non abbiamo soldi, e là cosa succede? Il degrado. Però gli alloggi nostri, per piacere, cerchiamo di tenerli in maniera adeguata. Penso anche a quello che è stato una delle operazioni fatte poco tempo fa, che è il PNRR, dove noi siamo intervenuti con un efficientamento energetico e anche sismico in alcuni casi, in alcuni edifici. Penso che te li abbia visti e sono estremamente belli. Oggi come oggi stiamo lavorando in maniera importante anche con la Regione, perché c'è un'altra misura che è la misura che è il Repower. Il Repower è un finanziamento europeo dove tutte le Ater e anche i comuni stanno lavorando per la presentazione. Ci sarà il lavoro fatto assieme con delle ESCO, con delle società esterne, dove noi stiamo presentando progetti, quindi lavori, siamo pronti a partire per la gara per 24 milioni di euro di efficientamento, e quindi rendere quegli edifici che a volte hanno degli anni, perché ricordiamo che il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica tante volte è datato, per dargli una veste nuova, ma la cosa importante, dare un edificio performante, e il nostro inquilino non si trovi a pagare un canone irrisorio, perché ricordiamo che il canone minimo è 40 euro, e si trovi a pagare delle spese condominiali per riscaldamento o quant'altro estremamente più gravose di quello che è il canone d'affitto. Mauro D'Agiglio, Presidente Ater, con noi questa mattina. Grazie Presidente, buon lavoro veramente, si ricordi quello che ha detto Mirella, grazie anche a voi. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno, e sempre grazie. Siamo arrivati a Vicenza, grande famiglia di Rete Veneta. Oggi è una giornata particolare per la Mirella e penso anche per voi.
perché incontriamo una mamma con 2 bambine meravigliose, ma soprattutto stiamo per incontrare la piccola Giada, che è stata operata ed è stata dimessa lunedì. Andiamo. Ciao ragazze! Allora Alessandra, lunedì è stata dimessa Giada, tu mi hai mandato un messaggio incredibile che dopo io leggerò. Cosa è successo lunedì? Allora, lunedì è stata dimessa Giada, che ha avuto un intervento giovedì 5 marzo, il suo 10° intervento in 4 anni, e abbiamo asportato l'espansore per fare l'autotrapianto di pelle. Giada, come sempre, è stata bravissima, sia all'entrata della sala operatoria e anche quando è stata risvegliata dopo aver fatto un po' di ore in terapia intensiva, ha reagito subito, si è messa subito seduta e ha iniziato subito a chiacchierare. Allora, Giada, posso far vedere la tua schiena? Ha detto di sì. Siccome abbiamo fatto vedere anche l'altra volta, ecco, guardate. Giada, guarda, io sto in lontananza, guarda me però. Ecco qua. Io so che tu hai chiesto una cosa. Hai chiesto, prima di entrare in sala operatoria, che ti lasciassero libero il braccio destro. Perché, Giada? Perché con questo devo colorare. Perché devi colorare? Però ti piace dipingere? Sì. Vieni con la Mirella che andiamo a vedere cosa ti ha portato la Mirella. Andiamo a aprire la porta. Vieni anche tua sorella che è buona, prendi tua sorella, tutte e due. Andate, venite. Dai che ti apro, che prendi. Vediamo se ho indovinato, Giada. Uno per te. E uno per la mamma. Ecco. E adesso i regali per tutte e due. Perché anche questa sorella meravigliosa. Come si chiama tua sorella? Sara. Sara, quanto buona è? Sara, ha detto che sei buona, è vero? Sì. Sì? E quanto bene vuoi questa sorella? Tanto. Prego ragazze, vediamo. Era quella che volevi tu? E poi cosa ha portato la Mirella? Cos'è questo? Una cosa da colorare. E ti piace? Sei contenta? E poi cosa ha portato la Mirella? Wow! E questo? E poi cosa c'è dentro? E queste cosa sono? Marshmallow. Cosa vuoi dire alla grande famiglia di Rete Veneta? Grazie. Grazie? Ma che brava che sei! Allora metti già dei regali dentro là, che diamo il regalo anche alla mamma adesso. Allora Alessandra, questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta. Mamma mia! Grazie, grazie mille. E io non ho parole in questi casi perché io ho un passato abbastanza pesante da portarmi avanti e mi ha fatto perdere tanto la fiducia nelle persone. Quello che è successo quest'anno mi ha dato, io penso che sia un grande segnale che qualcuno mi vuole mandare per farmi credere ancora che invece ci sono tante persone buone e c'è tanta generosità.